primavera, c'è freddo fin stasera, questa l'avevo inventata stamattina, ma c'è un freddo veramente incredibile, peso di gennaio. Comunque andiamo avanti con due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Floriano Zambon, già sindaco di Conegliano, ma adesso presidente della comunità, piccola comunità di Conegliano, spiegherà cosa fa e cos'è. E saluto anche Don Matteo Zorzanello. Buongiorno Don Matteo, che piacere averla ospite della diocesi di Vicenza, pastorale, sociale, diocesi Vicenza. Allora, partirei proprio da lei. Ma cosa sta succedendo per il mondo del fragile, della fragilità, del sociale? Questa mattina non dico dove, ma ho chiamato un vice sindaco per un caso particolare. Vorrei anche sentire cosa mi consiglia, perché sono rimasta un po' esterrefatta. Nel senso, Don, che ieri ha chiamato una persona in diretta, una persona che lavorava con la compagna, all'improvviso è stata licenziata da questa cooperativa sia questa persona che la compagna e non hanno più niente, non hanno neppure una casa, vivono in strada. Allora la proposta, si sono rivolti ai servizi sociali del comune e la proposta è stata: andate nel dormitorio. Questa persona mi dice: ma Mirella, è la mia dignità andare a dormire con drogati di tutto e di più che io mi ritrovo. Io ho la mia dignità, piuttosto dormo in macchina. Allora, siccome voglio capire bene le situazioni, ho chiamato il sindaco, non c'era, ho chiamato il vice sindaco e gli ho spiegato un po' la situazione dicendo: sai, in diretta non è neanche bello sentire queste persone che dicono queste cose. E lui mi ha risposto: questa persona si deve rivolgere ai servizi sociali e se la proposta che hanno fatto è quella, lui deve accettarla, deve andare là, piuttosto di dormire in strada, lui si deve adattare a vivere con questa persona. Allora la domanda successiva è stata: scusami assessore, ma se questa persona mi dice: ma la mia dignità dove sta? Io non me la sento di condividere queste stanze con queste persone, non me la sento proprio, non sono mai stato abituato, anch'io alla mia dignità. Cosa rispondo? No, cosa posso rispondere a questa persona che sicuramente chiamerò dopo questa trasmissione per capire come gestire? Io non sono un bancomat, non è che posso dare soldi a tutti e dire: bah, vai in albergo, pago io. Io ho molto rispetto dei soldi che mi danno le persone col 5 per 1000 che poi le farò vedere. Ma cosa dico a questa persona? E non c'è nessuno che può veramente aiutare questa persona. Allora, Don, mi dica lei cosa mi consiglia. Allora, è chiaro che il caso come sempre è complesso e occorrerebbe avere anche i dettagli, perché appunto capire cosa è successo o altro. Non è questo il nostro obiettivo e nemmeno ci interessa, nel senso che non entriamo nelle dinamiche della vicenda. Questa vicenda però mette in luce un aspetto, che è questo, che da una parte le realtà amministrative, comunali, ma anche quelle ecclesiali, pensiamo al grande servizio che fanno le Caritas o comunque alcuni centri di accoglienza che nascono anche all'interno delle diocesi e delle parrocchie, possono essere generalmente rivolti a chi soprattutto è in necessità immediata, quindi è un tetto, un pasto per chi appunto non ha nulla, e lì è un servizio molto importante che può venire incontro a quelle situazioni di emergenza che capitano, al di là poi della buona o cattiva volontà dei singoli. Ed è chiaro, questo è uno spazio che può rispondere a quella immediatezza, a quel bisogno di necessità che accade all'improvviso. Quello che manca e che è difficile realizzare è una rete di sostegno, invece, per le tante situazioni che hanno una durata un po' più lunga. Mi spiego. Magari situazioni legate a una temporanea mancanza di lavoro, o faccio solo degli esempi, ma solo per capirci, consapevole che il problema è molto più ampio. Ad esempio situazioni di separazione fra marito e moglie, eccetera. Sono molti i casi, di persone che pur lavorando non hanno il necessario per poter vivere dignitosamente. Mentre siamo abituati a pensare che chi non ha nulla non fa nulla e ha bisogno di tutto, oggi sono molte le persone invece che comunque hanno un lavoro, magari però non
non pagato bene o comunque no, in situazione temporanea di difficoltà, che si trovano nell'impossibilità di avere un affitto perché non hanno i soldi o comunque gli affitti sono molto cresciuti. Ecco, allora, questo era per fare il grande quadro. Mi pare di capire che questa situazione si inserisce in questo secondo contesto. Non è una situazione di necessità, no, immediata, uno che arriva dall'estero, non sa dove andare e quindi ha bisogno di questo, ma manca in realtà questa rete di accoglienza intermedia, che vorrebbe dire poter pensare a delle situazioni, ecco, no, magari in collegamento tra amministrazione, regione, enti comunali e anche realtà come possono essere legate al volontariato, alla cooperazione o alla Chiesa anche, dove garantire delle situazioni dove in una modalità temperata ecco, si possa accedere ad alcuni servizi di accoglienza, di ospitalità ecco, diversa da quello che è il dormitorio, da quello che è quella situazione di emergenza che comunque è prevista e che ha ovviamente la caratteristica di dare uno spazio a chiunque ne ha bisogno. Non è detto che chi ha bisogno trovi nel dormitorio siano necessariamente tutti persone poco raccomandabili, però è vero che in quei contesti lì puoi trovare qualunque situazione. Ecco. Quello che manca è questo, ci sono dei progetti in corso anche nel nostro territorio per costruire questo, ma al momento ne abbiamo di progetti, i problemi sono là. Sì. Allora sentiamo anche Floriano Zambon, già sindaco, perciò sa benissimo di cosa parliamo, e soprattutto questa poca attenzione alle fragilità, perché all'improvviso, come dice il Don, tutti possiamo diventare fragili, perdi il lavoro oppure la situazione familiare si inclina e ritroviamo, come abbiamo sentito, queste due associazioni da Verona, addirittura sono dei medici che portano alla sera coperte, mangiare a queste persone che vivono in strada, e la risposta è quello che hanno raccontato, è stata proprio quella che ha detto il Don, e sono persone che lavorano ma non hanno un tetto e la sera sono in strada. Ma si può vivere così con tutti i soldi sprecati, con tutte queste mega ville venete abbandonate che si passano da un'amministrazione all'altra, anche delle ville che potrebbero essere usufruite? Sto pensando qui da noi a Villa Franchetti, a Villa Margherita, cioè devono diventare per forza 5 stelle, o si può iniziare a capire che abbiamo bisogno di strutture per queste persone, RSA, cioè c'è proprio una lontananza. Adesso sono tutti in campagna elettorale, perciò promesse e progetti, portami il progetto, portami la relazione, dopo va a finire là. E lei invece cosa fa? Perché sentite cosa fa il Presidente. Per quanto riguarda la questione sociale, devo dire che la sensibilità effettivamente non è in agenda al primo posto, perché forse anche dal punto di vista elettorale paga poco. Questa è una brutta affermazione che faccio, ma è una constatazione che ho fatto in tanti anni. Sono stati fatti anche dei passi in avanti rispetto al passato, ci mancherebbe. Ma per esempio sul tema della casa, in riferimento anche a quanto diceva Don Matteo, bisogna cambiare anche approccio. Anche il tema delle case popolari è rigidamente legato a un modello che non è più quello di adesso, perché le emergenze sono diverse rispetto a quelle del passato. Il tema delle persone che rimangono in strada per questioni di separazione, per esempio, è una questione mica da poco, però è stata affrontata così in maniera molto, molto, molto superficiale. Non c'è una pianificazione chiara anche per questa risposta. Ci sono le emergenze. Allora, sulle emergenze, nella zona della Sinistra Piave, quando avevamo la nostra ULSS numero 7, abbiamo fatto anche una cosa molto bella, secondo me, che era il pronto soccorso sociale, perché molte di queste persone non sono nemmeno note ai servizi sociali. Forse anche l'ascoltatore, il telespettatore che ha telefonato avrà avuto rapporti solo all'ultimo momento con i servizi sociali, e quindi c'è gente che vive in strada e rimane in strada. Quindi se c'è da parte degli organi, penso alle forze dell'ordine che girano e che vedono e che trovano la necessità di sistemare qualcuno per attivare poi i servizi, fu istituito proprio questo pronto soccorso sociale, che ha dato delle risposte. C'erano delle stanze rese disponibili per un certo periodo, che era finito quello, sarebbero state disponibili per altre persone perché doveva esserci rotazione, e queste persone
se avevano i requisiti della difficoltà, venivano presi in carico dai servizi sociali con i limiti che Mirella tu ben conosci e che sappiamo tutti quanti. Secondo me non abbiamo proprio la contezza delle dimensioni del fenomeno e forse qualche volta è più facile non vedere, questo è il dramma. Penso che anche tu con l'attività che svolgi ti rendi conto che è più facile non vedere che dai fastidio, anzi dai fastidio. Però sentiamo Presidente, lei cosa fa invece con questa comunità? Dobbiamo correre perché il tempo è tiranno. Ci sono delle belle realtà, come nel caso nostro, noi abbiamo 3 sedi dove accogliamo, cioè, la storia è ormai una storia molto consolidata, la piccola comunità di Conegliano fu fondata da Don Gigi Vian e poi successivamente amico della Mirella, e poi ci fu Don Antonio Zuliani, Don Prai, che purtroppo è mancato anche lui qualche tempo fa, e quindi si è occupata proprio della marginalità dall'inizio, poi si è specializzata sul tema delle tossicodipendenze e successivamente ha seguito anche altri tipi di marginalità. E in questo momento abbiamo 3 case, abbiamo una casa a Conegliano che si occupa, ed è terapeutica, che si occupa esclusivamente del recupero della tossicodipendenza, e 2 che vanno un po' in questa direzione perché accolgono le persone che fanno parte della cosiddetta marginalità sociale, e ne abbiamo circa una trentina, 25 a Fontanelle, e anche quella è una bellissima realtà perché è nata grazie alla donazione di un nobile o di una nobildonna, ristrutturata 30 anni fa dalla sezione degli alpini di Treviso, tra l'altro anche contro la comunità, che in qualche maniera contro le preoccupazioni della comunità, vi diceva: ma cosa portiamo in questo contesto profondo nord questa situazione di marginalità? E invece coraggiosamente la cosa è stata portata avanti e oggi ospita e non disturbano nessuno. Poi ne abbiamo una molto, molto moderna a Tarso, nella zona del Mondragon, si chiama la Mondaresca, lì abbiamo altri 30 ospiti e abbiamo anche una fattoria sociale, credo sia l'unico esempio di fattoria sociale nel Veneto. Queste persone si occupano di queste 50 capre che abbiamo, mungono il latte, fanno il formaggio, quindi in qualche modo trovano la ragione, la spina, e trovano la loro anche un po' di dignità, perché il lavoro dà dignità qualunque sia. Comunque questo devo lavoro. dire che mi rendo conto, io sono presidente da poco perché il mio predecessore era il sindaco emerito di Conegliano, Flavio Silvestrin, che probabilmente conoscete, che ha lasciato il testimone, e devo dire che mi rendo conto dell'importanza di queste realtà, perché queste 60 persone, soprattutto nella comunità terapeutica, diciamo, è molto funzionale al sistema sanitario e quindi ha le sue regole, ma le 2 comunità di marginalità sociale, se non ci fossero, avremmo proprio il problema di 60 persone sulla strada difficilmente gestibili. E più di 60. Però Don Matteo Giorgianello, quello che vorrei anche capire, come fare rete anche con la Chiesa, ecco, queste strutture che avete, anche dei frati, penso, dove veramente queste celle ormai sono vuote perché preti e frati che ne c'è sempre meno, magari dove ce ne sono tanti, lei sorride ma è la verità, i numeri purtroppo sono quelli, anche suore, trovare una sistemazione, perché se aspettiamo che arrivi la politica con la burocrazia che ci mette davanti, qui si fa ora diventare vecchi e morire, Don Matteo. Allora io penso sarebbe d'accordo anche Papa Francesco, anzi che saluto Papa, vieni fuori, te prego, mettili a tutta che abbiamo bisogno, necessità della tua figura e della tua persona, che se non ci fossi dovremmo inventarti solo per quello che riesci a dire. Non ne veniamo fuori. Si può fare rete con la Chiesa e vedere se ci sono strutture che al momento possono accogliere queste persone, perché nel 2025 sentire che andiamo coi missili a farci il giretto nella Luna e poi vedere che abbiamo questa realtà, io non ci sto, non ci sto, me la stanno raccontando anche bene, ma io non la bevo perché vivo nel pezzo, vedo, sento.
Non è che potremmo fare un qualcosa grazie alla Caritas, a San Vincenzo, a queste strutture al mondo del volontariato che può aiutare, il mondo del volontariato che può arrivare a controllare, a portare il cibo, il vestito, portare il trasporto, a fare rete tra di noi, tra chiesa e volontariato, perché lei ha detto bene, sì, c'è la Caritas, lo sappiamo e va benissimo, non c'è niente da dire, ma non basta più, Don. Non basta più, dobbiamo unire le forze. Prego, Don Matteo. Sì, esatto, sono d'accordo, nel senso che l'obiettivo è questo, cioè siamo dentro lo stesso contesto e si tratta allora anche di mettersi in rete. Mettersi in rete è un tentativo che si sta facendo. Come dicevo, e sono d'accordo, no? Molti degli interventi che sono stati fatti e sono ancora in corso hanno un carattere più emergenziale o riguardano appunto situazioni di particolare bisogno, no? E questa situazione intermedia prevede una logica diversa. Io posso parlare di Vicenza, nel senso quello che sta avvenendo. Questo percorso è iniziato, ad esempio, faccio un semplice esempio, c'era la struttura che era il pensionato studenti per gli studenti universitari della diocesi, per vari motivi non era più gestibile, è stato quindi incomodato con il comune di Vicenza, ora è albergo cittadino, quindi è proprio una situazione dove si dà ospitalità a chi appunto è in situazione di marginalità. Si sta facendo anche un inizio di percorso per valutare anche le tante strutture legate alla diocesi che sono sottooccupate, nel senso ci sono molti oratori, strutture che un tempo contenevano, no, un sacco di iniziative. Oggi è cambiato il mondo, è cambiato il tempo, sono cambiate anche la presenza dei giovani e le loro richieste, alcune di queste strutture non servono più e allora si sta dialogando per capire qual è il modo migliore per utilizzarle. Quindi c'è un dialogo in corso. E è vero che ci sono altre realtà legate al mondo dei religiosi e delle religiose che non dipendono direttamente dalla diocesi o dalla Chiesa istituzionale, diciamo, che o in questo momento o a breve diventeranno vuote. Ci sono, ecco, ha fatto un po' caso mediatico la situazione di Bassano, dei Cappuccini, ecco, che hanno chiuso la loro casa, eccetera. E allora, ecco, no, si stanno creando queste situazioni e c'è il clima, a mio avviso, adatto per poter ragionare insieme e fare in modo che diventino strutture anche di questa accoglienza. Siamo ancora sulla strada. Ma bisogna vedere, io l'ho invitata e la ringrazio, Don Matteo Giorgianello, proprio per far capire che dobbiamo muoverci tutti. Io il 13 aprile ho organizzato, Don Matteo, il villaggio delle associazioni, proprio per capire tutti assieme dove vogliamo andare a parare, perché è inutile che ci vantiamo e mettiamo il fiore all'occhiello, siamo 350 associazioni di volontariato, noi facciamo tutto, a parte che i soliti noti sono quelli che, lei lo sa e anche penso Zambon lo sa, al tavolo vanno sempre i soliti noti e i piccoli che forse lavorano anche di più, lo dico io che è vero, magari non vengono nemmeno invitati perché anche il volontariato è molto politicizzato. Questo lo dice la Mirella e lascio a voi, ecco, di pensarla come volete, però quello è quello che vedo io. Però è inutile che noi ci vantiamo se poi siamo divisi, non ci conosciamo tra di noi, ecco, tutti facciamo tutto, poi troviamo l'anziano morto in casa perché nessuno conosce, nessuno sa che aveva bisogno, i servizi sociali si trincerano dentro la privacy, c'è la privacy, non possiamo dargli i nomi, i cognomi e intanto questa persona soffre nel momento che noi potremo aiutarla, anziani diversamente giovani come li chiamo io, che vivono da soli al terzo piano, non hanno l'ascensore, non riescono neanche a partecipare alla quotidianità, devono andare dal medico ma non hanno il trasporto e abbiamo associazioni di volontariato con 5 pulmini fermi perché se non hanno i nomi dove vanno? Esatto. Zambon, bisogna cambiare le carte in tavola. Questo è fondamentale. Il problema, allora, il volontariato non può stare da solo senza le istituzioni, ma le istituzioni devono essere aperte al volontariato. Noto soprattutto in quest'ultimo periodo che c'è un divario che non è che si stia
limitando e stia diventando più piccolo, si sta allargando, e questo è sbagliato, perché non può esserci soltanto l'iniziativa della Mirella o l'iniziativa della diocesi di Vicenza che riesce a mettere a disposizione un convento che è rimasto senza suore, ma deve essere una cosa organica, deve essere all'interno di una pianificazione che va fatta e che va realizzata, perché giustamente, come dicevi tu, di progetti ce ne sono metri cubi, ma i progetti poi devono trovare anche una loro realizzazione, e per realizzare un progetto che funzioni bisogna che ci sia la giusta integrazione tra il pubblico e il privato, evitando anche di tirar fuori le scuse, perché poi la privacy diventa tante volte una scusa, esatto. In quanto siamo ligi alla privacy su determinate questioni e magari su altre invece sei spiato in casa tranquillamente su tutto, per cui sì, bisogna che ci chiappiamo anche su queste cose qua. E dopo sai, è anche facile trincerarsi dietro alle norme nel momento in cui hai qualche problema invece a essere operativo. È fondamentale, secondo me, e su questo dobbiamo metterci tutti quanti la buona volontà, che ci integriamo tra il pubblico, che deve capire l'importanza dei servizi sociali e l'importanza dell'aspetto e della dimensione sociale, che non è, e quindi non soltanto dell'urbanistica o dell'animazione o della cultura, che sono sicuramente elementi su cui giustamente concentrarsi, ma la parte della dimensione sociale è una dimensione che comunque colpisce tutti prima o poi, per mille ragioni. Dicevate prima del caso di quello che è rimasto senza lavoro, ma insomma diventeremo tutti quanti anziani e avremo comunque la necessità di andare in casa di riposo. Se voi guardate anche il tema delle case di riposo è marginalmente toccato, non se ne parla mai, perché comunque è una cosa che non ci riguarda. Il tema dei nostri poveri, dei nostri ospiti che sono con noi, quindi i nostri che sono nella marginalità sociale, può capitare in tutte le famiglie, può capitare ad ognuno di noi, e che purtroppo non ci si rende conto che può capitare, e quindi si cerca di non vedere. Questa è la Abbiamo realtà. Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo lì a parlare di un problema che da anni, mi ricordo quando ero putello negli anni 50, quando chi gli dava un sfratto ai veneziani, qui in Malciapai, andava come masserisce in piazza San Marco, va bene, dopo un mese gli davano a casa che rese finché ti vuoi, non che sia volontà, tutti quanti sa cosa fare, tutti quanti, voi altri delle associazioni, noi voi che state insieme, perché se tu sei insieme diventa una potenza, e la politica ha paura della vostra forza, perché la verità è, ad esempio, gli altri delle associazioni e la politica non parla mai della povera gente, mi parla di tutte le robe sue. Mi ho 81 anni, Mirella, ma cosa se non devo parlare? È un problema della casa che sempre sta. Pretendiamo di andare su una a bere caffè e che sia gente in strada che dorme, gli fa vedere la roba di cani, alberghi di cani, 100 euro al giorno, e che sia putei che morda fame, pesa putei che ha 8 anni, pesa 2 kg. Ma da cosa si può parlare? E di tutta la roba che nasconde, e vuoi far vedere il perbenismo, non c'è vero niente, non siamo buoni. Al mondo c'è Dio va su una strada sbagliata, non che sia più l'umanità che era una volta. Grazie caro Rinaldo, non è vero che non c'è umanità, perché se io riesco a fare quello che faccio con la mia squadra, noi, perché se qualcuno che sto io comincia a darmi fastidio, io, invece siamo noi con voi, ecco, iniziamo a usare questo, perché con l'io non vai da nessuna parte, riusciamo a fare questo. E allora io farò vedere altri assegni, ma non per strumentalizzare, lo dico anche al Don e a Floriano Zambò, perché far capire, sono persone che hanno deciso di fare queste interviste, di rispondere a quelle persone che ancora dicono, e la Sveglia Veneta è una testimone, come quella signora che ha chiamato, ma dove sono i poveri, Mirella? Dove sono? Io non li vedo i poveri. Allora io faccio vedere questo a quelle persone che dicono che loro non vedono i poveri, non saranno tutti gli assegni che abbiamo dato, che sono veramente tanti, però alcuni ve li faccio vedere anche per zittire o per far capire a quelle persone che forse vivono su un altro mondo. Il mondo reale è questo. Andiamo a vedere. È arrivato il 5 per 1000 grazie alla grande famiglia di Rete Veneta
siamo in grado di dare un aiuto alle famiglie più bisognose e le diamo questo assegno per le sue necessità. Grazie, gentilissimi, grazie all'associazione, al gruppo e ai tutti i volontari che lavorano dentro qui in questa associazione. E devo ringraziare anche a Mirella che naturalmente ci dà una mano sempre nelle difficoltà. Grazie. La grande famiglia di Rete Veneta ci ha dato la possibilità anche quest'anno di aiutare le persone, quindi abbiamo preparato questo assegno anche per te e così puoi fare fronte alle piccole emergenze che ci sono in ogni famiglia. Vi ringrazio e mi sorride perché con questi soldi posso pagare delle emergenze. Grazie. Quest'anno la famiglia di Rete Veneta è in grado di aiutarvi che ha ricevuto il 5 per 1000 e quindi vi diamo questo assegno perché possiate far fronte alle vostre piccole emergenze che in ogni famiglia ci sono. Tieni, questo è l'assegno. Grazie, mi serve per pagare bollette. Io dico grazie a voi, a Rete Veneta, questo qui. Grazie mille. La grande famiglia di Rete Veneta ci ha aiutato con il 5 per 1000 e adesso noi siamo in grado di aiutare le famiglie più bisognose, quindi noi vi regaliamo questo contributo così poi affrontate le vostre difficoltà. Grazie. Sì. Allora, abbiamo Silvio da Treviso. Ciao Silvio. Ciao tesoro. Ciao. Prego. E allora io volevo solo dirti che siamo qui tutti ad ammirarti, sei grande. Siamo grandi, anche voi siete grandi. Grazie Silvio caro, grazie, mi fa piacere, sai, ma non per quanto la parola sei grande, siamo grandi perché se, come dico tutte le mattine, vedi, se io riesco a fare questo, sono 15 anni che ho aperto il Banco Solidale assieme a una squadra meravigliosa, è perché ci siete voi, che credete in quello che facciamo, ma perché questo? Perché anche vi faccio vedere tutto quello che facciamo. Queste persone non sono strumentalizzate, sono persone che una volta all'anno, perché noi lo facciamo tutti gli anni, anche se il 5 per 1000 arriva sempre più tardi, e non so perché a politica si ottiene, quando chi ne dà, ecco, Zambon forse sa qualcosa, ecco, riusciamo a sopperire a quelle che sono le prime necessità. Lo so che non risolviamo il problema, ci mancherebbe, ma avete sentito, intanto pago le bollette e respiro, intanto mi curo e respiro. Sì. Capite l'importanza di dare anche questo ossigeno, come dice la nostra volontaria Marzia, questo piccolo assegno, ma per loro è un grande contributo, perché li fa respirare, e nella vita queste persone hanno bisogno di respirare subito, non domani, l'ossigeno deve arrivare subito. Don Matteo. Sì, cosa posso aggiungere? Nel senso che, chiaro, ci deve essere questa disponibilità, c'è bisogno di chi appunto aiuti a mettere in rete e ad avere le informazioni, e credo che su questo le autorità responsabili amministrative hanno un compito importante. Insomma, è una cosa che dobbiamo chiedere anche noi cittadini, nel senso, nel momento in cui si vota o si sceglie, no, chi ti deve rappresentare a livello territoriale e a livello ampio, avere attenzione anche su queste cose, perché sono quelle che poi incidono nella vita concreta di tutti. Per cui, ecco, no, credo sia importante questo. Dall'altro, anche dal nostro punto di vista, interessarci. È importante non chiuderci dentro al nostro piccolo orizzonte. Su questo, ad esempio, c'era anche oggi su il mensile Vita è uscito un articolo interessante di Leonardo Becchetti che dice appunto come fa il commento sulla ricerca della felicità. La ricerca della felicità è fare volontariato, è non mangiare da soli ed è appunto donare. Questa riscoprire la dinamica della fermo Don Matteo, no Don Matteo, adesso qua la voglio, no, calma Don Matteo. Sì, allora noi torniamo, ci mettiamo in prima linea, la pandemia l'abbiamo supportata noi volontari che abbiamo rischiato anche la vita per portare le borse a casa alle persone che non uscivano di casa.
Le sembra normale che giriamo col commercialista e dobbiamo pagare per fare i volontari? No, Don Matteo, perché veramente la politica adesso mi deve rispondere, Noi giriamo col commercialista e dobbiamo... Sa che mi avevano chiesto 80.000 euro per mettere a posto lo stabile in provincia? No, lo dico perché lo sappiate tutti. C'è un ente pubblico che chiede soldi al mondo del volontariato, ecco, perché mi hanno dato uno stabile dal 2010 che sono là, per metterlo a norma, ma adesso che finiscono anche i mandati, adesso che andremo, cioè io dovrei mettere a norma quei soldi che mi danno le persone di Sveglia Veneta, di Rete Veneta, uno stabile di un ente pubblico. Siamo l'unico banco alimentare in Italia all'interno di un ente pubblico, ma le sembra normale? Ho detto no, guardate che qua avete sbagliato tutto. Allora andiamo davanti a un giudice, allora il giudice dirà: Mirella, lei come presidente ha questo onere e lei come presidente della provincia avrà quest'altro, però me lo deve dire un giudice. Ma che io metta i soldi dove devo comprare da mangiare, perché dalla Comunità Europea, lei lo sa Don Matteo, non arriva più niente o pochissimo, ecco, devo mettere i soldi per mettere a posto, dicono loro a norma, no, non ci sto. Cosa sta succedendo? Qua la politica è andata un po' oltre quello che dovrebbe essere il buon senso e il rispetto. Torno al ragionamento di prima, Mirella, è fondamentale che ci sia sinergia e è giusto che ognuno si renda conto e capisca che c'è una dimensione della comunità che ha bisogno, invece tante volte, come dico, questa insensibilità è diffusa anche tra chi si occupa di politica. Nel caso specifico penso che insomma, la logica della collaborazione sia ciò che deve essere alla base del tutto, no? E quindi io non conosco nel dettaglio, però certamente il dettaglio su questo non si dice altro dettaglio. Considerato il servizio che svolgete, penso che insomma una risorsa del genere anche un ente li possa tirare fuori, ecco. No. Lo posso tirare fuori, però il problema non è in quanto la Mirello, il Banco Solidale, è la fragilità che non è ascoltata e noi sentiamo queste prediche che ci fanno in continuazione, perché prima i veneti, prima gli italiani, prima non vede nessuno, cioè né il veneto né l'italiano né il diverso. Ma Don Matteo, perché questa repulsione verso il diverso, questa rabbia? Sono tutti delinquenti, stupratori, non hanno voglia di far niente. Cioè guarda che Don Matteo, noi giovani no, non sono così giovani, anzi accolgono e non giudicano. Ma sono i diversamente giovani che mi terrorizzano. Questi qua che hanno passato la guerra, la fame, hanno paura del diverso perché il colore è diverso della pelle, perché è più scuro, più chiaro, nero, giallo, viola. Qui parliamo di razzismo. Io ho avuto una ragazza assieme ai suoi compagni, Don Matteo, qui ospite, perché a me piace tanto avere ospiti giovani, sentire e ascoltarli. E ha detto: è vero che c'è razzismo qui da noi, lo provo io sulla mia pelle. E i suoi compagni hanno detto: è vero Mirella quello che dice, perché loro hanno coraggio di dire quello che vivono e quello che sentono. E chi è che fa questo? Sono quelli che sono stati accolti una volta, che sono immigrati. Che per carità, non saremmo stati tutti delinquenti, ma mi sembra che la mafia in America l'ha portata qualcuno di noi italiano, o sbaglio Don Matteo? No, perché erano tutti bravi, buoni e con le mani congiunte. Cosa dice Don Matteo? Cos'è questa rabbia del diversamente non tutti, perché abbiamo delle persone meravigliose, non voglio sparare ma io devo capire quelli che ancora adesso mi chiamano e basta con sti immigrati, e basta con sta gente, e noi siamo tutti soli. Prego Don Matteo. Anche questo è un tema che meriterebbe un ampio approfondimento. Diciamo, io sintetizzo, io credo che c'è una grande paura da parte soprattutto dei più adulti, che è la paura di perdere i benefici. Non so, abbiamo vissuto un tempo anche di ricchezza, diciamo generalmente, insomma, che veniamo, il Veneto un secolo fa era una terra molto povera, abbiamo avuto un boom economico e c'è la paura di perdere questo, oddio, e adesso perdiamo quello che abbiamo, e quindi la paura ti fa trincerare, ti fa chiudere. Poi c'è anche, io credo, un grande individualismo. Noi, uno dei grandi mali che ci
raduna tutti anche da un punto di vista ecclesiale, è l'individualismo. Uno pensa a se stesso e immagina che se io mi difendo da solo riesco a stare bene, quando invece se guardassimo meglio la realtà ci rendiamo conto che o stiamo tutti bene o altrimenti nessuno da solo riesce a farcela. E allora ecco, ci dovrebbe far guardare le cose in maniera diversa. I più giovani, come diceva lei giustamente, hanno già un po' questo sguardo, guardano il futuro soprattutto, no? E dicono come sarà il nostro futuro domani, no? Il nostro territorio, proviamo già a stare insieme con quei ragazzi giovani che sono nati qui, che anche hanno il colore della pelle diversa dalla mia, però sono nostri compagni di classe. Noi adulti siamo più in difficoltà e forse qua proprio l'individualismo ci chiude. Bisogna anche parlarne però, Don Matteo, perché se mettiamo sempre io penso di essere una delle poche trasmissioni che ha il coraggio di dire quello che sento, quello che vedo, non è finché me lo lasciano fare, se dopo non so, non si sa mai nella vita cosa può succedere, ma finché lo faccio io dico e sono apprezzata per quello che dico, perché dico la verità alla fine, quello che vedo, quello che sento, perché non devo aiutare la persona che mi chiama come questa mattina ho detto vice sindaco, cos'è questa cosa, vai a verificare. Ma adesso vedremo come fare per aiutare questa persona. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ho telefonato per l'altro giorno che avevi quel presidente del sociale che ha parlato che quando c'è un invalido, anche che abbia superato, che abbia un reddito alto, ha diritto anche lui alla pensione di invalidità e tutti i contributi che le aspettano. Ma se ha tanti soldi, perché devono darli a questa persona? E il signore ha risposto che condivideva la mia lamentela, diciamo, che è la legge e devono rispettarla. Ma allora chi fa queste leggi? Chi fa? Parlamento. Ecco, e allora è tutta questa burocrazia e dopo danno l'invalidità al cieco che di giorno è cieco e di sera va a ballare o se no guida il pullman, guida le macchine, ma non so, e dopo magari quello che realmente ha bisogno, che adesso sto facendo carte sopra carte, che c'è una burocrazia infinita. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie a te Nadia, era il presidente dei medici di famiglia, un referente medici di famiglia che dice questo prevede la legge e questo contributo glielo devo dare perché anzi delle volte mi vergogno e gli dico sei sicuro di volerlo accettare? Lui dice se mi aspetta lo accetto e qua io farei delle riflessioni, però la legge è questa e io la devo applicare. Sì, allora Zambon, cosa hanno fatto i politici? No, ce lo spieghi un pochino. È un po' come il tema dell'accompagnatoria che è oggetto di discussione, no? Però io tornerei sul ragionamento invece di Don Matteo. In effetti io condivido perfettamente, soprattutto la nostra generazione e quella prima della mia e subito dopo la mia, sono generazioni che hanno goduto e godono di un determinato status e sono gelose di questo status e quindi temono che questo status sia aggredito e vedono nell'aggressore, ahimè, il debole. E questa è grave ed è frutto della paura ed è frutto indubbiamente dell'individualismo che si è venuto a creare. Sono perfettamente d'accordo che i ragazzi hanno un altro approccio, perché sono cresciuti con persone diverse. Diciamo che la stessa immigrazione noi abbiamo cominciato a conoscerla. Hanno la mente aperta, Zambon. Ma perché abbiamo cominciato a conoscerla negli anni 90? Prima degli anni 90 noi non avevamo nessuno. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Allora sentiamo Floriano Zambon che avevo interrotto non volontariamente ma perché c'era la pubblicità è di rigore. Stavamo dicendo di questa situazione, effettivamente è così, le nostre generazioni sono gelose della propria condizione. Maria da Venezia, vai Maria, mestre.
Ciao Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. E praticamente io riguardo la telefonata che ha fatto la signora, non è vero che chi danno la disabilità, l'invalidità, io sono invalida al 100% con legge 104. È morto mio marito, mi hanno dato metà e ti tolgono il 60%, ti danno il 60% e i politici hanno 4 generazioni, tutta la pensione intera, e poi mi hanno tolto l'invalidità e io sono stata 5 volte in rianimazione. Perché mi hanno tolto l'invalidità? Perché ho 19.100 euro. Allora superi i 19.000 euro, per legge ti tolgono l'invalidità. No, non era l'invalidità che diceva Nadia, forse hai capito questo, era un altro assegno, un contributo che danno a tutto, ecco, Zambon lo sai, te lo spiegherà. Sì. Qual è Zambon? Diciamo è l'accompagnatoria. L'accompagnatoria che viene riconosciuta è uguale per tutti. Ecco, hai capito, è tutta un'altra cosa questa. Però ecco, in questo caso, perché fa riferimento alla gravità della situazione in cui uno si trova. Sul tema dell'invalidità e anche su questo tema dipende molto anche dalla coscienza e da come professionalmente lavorano le commissioni che fanno la valutazione. Su questo abbiamo fatto dei passi avanti positivi, perché l'invalidità era facilissima per il passato. In tante parti di questo paese, al nord, al sud, è noto di casi di chi era passato per cieco e cieco non era, o così via. Ecco, forse queste cose qui adesso succedono molto meno perché le commissioni sono più scrupolose. Indubbiamente il tema dell'accompagnatoria è un tema che non sono cifre enormi, però effettivamente meriterebbe. Se uno è milionario ha lo stesso diritto che ha quello. Allora, ma non sembra che ormai si sta facendo la guerra invece tra poveri? Lui sì, io no, perché lui ma sempre tra poveri. Se la prendono quei giudici quando è il Parlamento che legifera e le leggi vengono fatte là e poi i giudici le applicano. Però questo politico è intoccabile. Ad esempio il senatore vuol dire servo, non so, se è pagato a noi altri, servo, eppure queste persone ancora continuano, non tutte, ma molte, a non capire che il male non è questo, il male è alla radice, è il Parlamento che deve legiferare, fare leggi chiare, leggi che devono essere applicate. Quella mamma che ha perso la figlia e la nipote che ha detto mia figlia non tornerà più, neppure mia nipote giovanissima, hanno lasciato 2 bambine piccolissime, ma io non capisco che se anche prendere l'ergastolo mia figlia non tornerà più, neppure mia nipote, ma se sono stati dati 7 anni, devono essere 7 anni, non 2 anni, 6 mesi, un giorno. Questo è già fuori dal carcere per buona condotta. Almeno applicare la pena che è stata data. Cosa ne pensa lei? Proprio come opera anche caritatevole di dire a queste persone: è vero, hai ragione, perché i figli non torneranno più, e queste persone sono libere, tranquille, vanno al lavoro, vanno a casa, e sono 7, che li faccia tutti e 7 almeno, prego, la certezza della pena. Ecco, alla fine ha detto la parola chiave, no? Certezza della pena, che deriva da leggi precise e chiare, e anche, questo potrebbe essere, no, un preciso accompagnamento che di solito manca. Provo a fare un esempio. Quando c'è una pena, magari un accompagnamento preciso di queste persone può portare anche a un cambiamento, ma se questo cambiamento deve essere certificato e seguito, quindi con iniziative, con modalità, no, che fanno capire che non c'è semplicemente ti decurto la pena e vai fuori, no? Perché questa è la sensazione che si ha. Però vediamo che manca molto di questo, cioè, generalmente ci sono anche, no, delle leggi che vengono dette, no, le svuotacarceri, dove già il termine dice che l'obiettivo è di liberare spazio, e allora è chiaro che questo ti dà il dubbio: ma la giustizia è giusta per davvero oppure no? E allora ecco, no, secondo me occorre la giusta pena, e ha detto ragione anche questo, che spetta anche a noi cittadini, nel momento in cui scegliamo i nostri rappresentanti, di chiedergli queste cose, perché in genere si parla d'altro, no? Ma sono queste quelle che cambiano la vita delle persone.
Ma sono proprio, questo lo chiederò a Floriano Zambon. Scegliamo poco, forse il sindaco, ma dopo abbiamo tutti i nomi calati dall'alto. Allora dico sempre tutte le mattine, se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare ci calano i nomi dall'alto, che non sappiamo neanche chi sono e che curricula hanno, e poi vediamo i disastri che si combina. Ma Zambon, anche qua le segreterie dovrebbero cambiare marcia o no? La meritocrazia da che parte sta? Qua entriamo in un altro ambito. Io sono dell'idea che una democrazia senza partiti non sia una democrazia, ed è il problema che sta vivendo l'Italia in questo momento. Non esistono partiti in questo paese, o comunque sono formalmente esistenti. Abbiamo dei comitati elettorali e le leggi sono in virtù anche di questo ragionamento. La legge elettorale, così com'è, non ti fa scegliere. Tu hai un elenco di persone che vengono messe in lista e in base alla posizione in cui si trovano hanno la possibilità o meno di essere eletti, oppure ragionando negli uninominali, solo se sei nei collegi sicuri ce la fai, eccetera. Ecco, io penso che da questo punto di vista bisognerebbe fare un salto in là, perché il vero sovrano, la Costituzione lo dice chiaramente, è il cittadino. Invece io ho l'impressione che tante volte si consideri un sovrano sotto osservazione, un sovrano un po' con potere limitato, perché bisogna correggerlo, perché è più opportuno fare questa correzione. L'elezione diretta è una bella cosa, c'è una grande discussione sul terzo mandato, no? Mamma mia, c'è per qualcuno è il quarto, mi pare. Vabbè, però ecco, dobbiamo discutere su chi è il sovrano. Se il sovrano è il cittadino, bisogna anche considerare che il cittadino è nel pieno delle sue facoltà e dovrebbe avere la possibilità di scegliere. Invece, ahimè, la legge elettorale nazionale non lo consente. Però ieri una persona, appunto, che si parlava diceva: perché mettono i ministri uguali al presidente di una regione? Non è la stessa cosa, che anche tutti questi parlamentari, anche se anni e anni che sono qua, alla fine molti di loro che non sono ministri alzano, abbassano la mano conforme a quello che decide il partito. Ma il presidente di regione ha un potere enorme, ha una valanga di soldi da gestire che voi a casa neppure immaginate, perché il governo demanda alle regioni, ecco, i soldi vengono spostati, perciò lui diceva giustamente, io Mirella riflettendo dico, ma non è la stessa cosa, perché nessun presidente di regione vuole andare a casa? Perché hanno un potere enorme, ma voi non riuscite neanche a capire, perché non ve lo dicono, i soldi che arrivano e come vengono gestiti sono tantissimi, tanto è vero che da destra a sinistra tutti quanti cercano di prorogare, nessuno è stanco, prima erano stanchi, adesso non sei più stanco nessuno. Ma cos'è il potere? Ecco, il potere che annebbia il cervello, il potere che ti fa diventare arrogante, prepotente, che non vedi più la realtà che ti circonda perché sei proiettato in un altro mondo. Prego, Don. È un'altra delle tentazioni che corrono, no? Nel senso, il senso di avere la percezione di essere tu quello che decide, che determina, è un grande livello di responsabilità. Se lo vivi come responsabilità non ti fa dormire la notte, se lo vivi come momento per autoimporti, ecco che torna all'individualismo di cui parlavamo prima, è una sedia che diventa, come si dice, importante, fa in modo che tutti debbano chiedere a te il permesso, e questo diventa un esercizio di potere che diventa anche abuso, in un certo senso, anche da un punto di vista psicologico o relazionale. Per cui occorre davvero, occorrerebbe, diciamo, le grandi massime, che soprattutto chi assume incarichi di grande responsabilità, che ad ampio livello, deve avere dentro un grande senso di servizio. Se ti manca questo, si casca inevitabilmente, prima o poi, in questo ritenersi indispensabile ed esercitare la mia autorità sugli altri, e questo dà un grande livello di piacere, di sensazione di contare, e si ha paura di mollarlo, perché immagini che nel momento in cui non hai più il potere tu non conti più nulla. Ecco che allora sono dinamiche anche magari molto, molto umane, che però davvero rischiano di inquinare il bene comune. Allora ricordiamo il grande Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, che lo diceva sempre, che aveva il coraggio di dirlo. Allora Zambon, cos'è il potere per un politico? Dovrebbe essere servizio, ma non è sempre così.
Non è sempre così, però bisogna anche capire, in America noi copiamo molte volte l'America, abbiamo copiato tutte le peggiori cose dall'America, i centri commerciali, loro sono già tornati indietro di moda Quinta Strada, noi ancora stiamo invece costruendo, e soprattutto la legge che hanno loro, le leggi elettorali, dopo 2 mandati vai a casa, puoi essere il più bravo, il più buono e anche hai fatto le cose migliori del mondo, ma dopo 2 mandati vai a casa e nessuno dice niente. Qua in Italia un puttiferio numero 1. Prego Zambon. A parte che allora dovrebbe essere una cosa che vale per tutti. Certo. Invece stranamente, quello che a me lascia un po' perplesso è che il limite di mandato in questo momento vale esclusivamente per quelli che sono eletti direttamente dal cittadino. Questa non è una cosa che va bene, dovrebbe essere perfettamente l'inverso. Ma come mai si è accorta adesso la politica? Dopo anni e anni tutti stavano buoni, tranquilli, adesso il problema è questo che abbiamo in Italia? No, questa è una cosa di cui si discute da molto tempo e che riguardava quasi esclusivamente i sindaci, e la capacità contrattuale dei sindaci non è stata forte nel tempo. Difatti la stessa associazione nazionale che io ho frequentato abbastanza dell'ANCI non è stata determinata su questa questione. Noi abbiamo 3 figure in Italia che hanno l'elezione diretta e hanno il limite di mandato. Gli altri, e torno anche ai parlamentari che hanno queste leggi, che sono leggi che non si fanno, e leggi direttamente possono dire quello che vogliamo, ma è così, non hanno limite di mandato. Io sono favorevole al limite di mandato, soprattutto per chi non è eletto direttamente. Carlo da Spinea, vai Carlo. Carlo, buondì Mirella, grazie. Senti Mirella, io ho mio nipote che non sa risolvere la via Mestrina annuale, una continuità del ciclo pedonale, no? E avevamo bisogno di te perché abbiamo dei cigli strada che non puoi camminare perché c'è chi comanda è la ruota del camion, ci sono dei camion che vanno su e giù, quindi non si riesce a camminare, non si può neanche andare a casa. Se ti do l'indirizzo per cortesia. No, lascialo in segreteria, in regia, lascialo in regia che poi ti richiamo Carlo. Via Mestrina. Allora, lascialo in regia, poi ti richiamo perché sicuramente hai piacere che vengano le telecamere a riprendere questa situazione che c'è in questa via. Va bene Carlo, lascia pure in regia perché devo correre, devo anche chiudere. Grazie Carlo, e farò quello che posso, che dirò alla nostra redazione di Venezia di venire a vedere la situazione. Allora Don, cosa sta succedendo Don? Questo malessere continuo, adesso sono tutti in campagna elettorale, ma le quotidianità, quelle che le persone devono vivere, è anche veramente con una sofferenza enorme. Chi le guarda se non ci fosse il mondo del volontariato, che è in crisi anche lui perché non abbiamo i giovani, ad esempio i giovani con il mondo del volontariato, tante lezioni a scuola, ma alla fine io sento le associazioni non ci sono, non hanno giovani, non hanno ricambi. Cosa sta succedendo Don? Sì, come sempre qua temi enormi. Sta succedendo che da una parte c'è un problema che conosciamo bene, che è la difficoltà del ricambio. Anche nelle associazioni capita che chi ha responsabilità qualche volta non riesce a mollare il suo incarico, fa fatica a lasciare spazio ai più giovani. 2, i più giovani hanno anche uno sguardo diverso, lo dicevamo anche prima, sulla realtà, e magari modalità diverse di incontro e di incrocio con la realtà. E allora l'adulto non sempre, no, il famoso abbiamo sempre fatto così, talvolta diventa una legge fondamentale, e chi è più giovane magari propone modalità diverse di intervento e non viene accolto. Se non si sente valorizzato, molla, lascia. Poi abbiamo un'altra cosa ancora, che i giovani sono meno dal punto di vista numerico, e lo saranno ancora a causa della denatalità, quindi saranno meno disponibili, e in più è cambiato anche il modo di studiare. Se pensiamo anche solo alla mia generazione dei cinquantenni ormai, dove quando si studiava o c'era all'università comunque dedicava un sacco di tempo anche al volontariato, oggi chi studia va spesso anche all'estero, cambia sede eccetera, è molto meno residente del territorio. Anche questo non aiuta a impegnarsi in iniziative di impegno anche sociale o di volontariato. Per cui è cambiato davvero, sono cambiate un sacco di cose che rendono faticoso questo ricambio. E allora il volontariato è in difficoltà. Scusate, aggiungo un'ultima cosa, anche questa nel futuro. Il volontariato spesso ha fatto, per fortuna, riferimento a giovani pensionati
Se pensiamo a quanti uomini o donne sono andati in pensione a un'età relativamente giovane e quindi si sono dedicate alla Pro Loco, alle associazioni di volontariato, di servizio, a tutti i livelli, no? Dagli alpini o chissà cosa, oggi si va in pensione molto più tardi e quindi anche chi arriverebbe ad avere finito l'attività lavorativa e quindi del tempo da dedicare, l'età è diventata più avanzata e quindi sono meno le possibilità di servizio. Anche questo dobbiamo tenere conto per quanto riguarda il volontariato che sarà nel futuro prossimo. Grazie a Don Matteo Giorgianello, pastorale sociale diocesi di Vicenza, di essere stato con noi. Sentiamo invece anche come chiude Floriano Zambon, ma prima andiamo a vedere la chitarra a Giovanotti. Ho ricevuto un bellissimo regalo molto gradito. Durante il concerto a Milano, Giovanotti ha ricevuto una chitarra elettrica davvero speciale, un regalo unico, frutto del lavoro dei detenuti del carcere di Sant'Abona a Treviso. Con profonda gratitudine l'artista ha condiviso sui suoi seguitissimi canali social l'emozione suscitata da questo gesto carico di significato. E l'hanno realizzata appositamente per me, e hanno scritto anche una bella lettera dove motivano proprio le scelte del colore, della rifinitura. La soddisfazione del presidente della cooperativa sociale Alternativa Ambiente che forma e segue i detenuti nel carcere di Treviso. I nostri 10 detenuti sono stati molto contenti e hanno apprezzato moltissimo il messaggio lanciato da Giovanotti. Digitalizzazione cartacea, attività di assemblaggio, minuteria metallica, riparazione di biciclette e dall'anno scorso in carcere è stato aperto un laboratorio di liuteria per realizzare chitarre e bassi elettrici. Facciamo tutto il lavoro di verniciatura, di levigatura, di montaggio, di accordatura, intonatura dello strumento. Da qualche tempo stiamo iniziando a fare i nostri intagli direttamente sul legno. Le attività all'interno del carcere sono pagate con un regolare contratto. E una volta che escono dal carcere, se lo vogliono, posso continuare il percorso anche all'esterno in un posto di lavoro normale. La cooperativa sta cercando nuovi progetti per offrire lavoro ai detenuti. Mi rivolgo agli industriali, a chi può portare dentro delle commesse di lavoro. Noi siamo qui, ci siamo. Lo strumento regalato racchiude un messaggio profondo, un invito alla speranza che spinge a riflettere sull'importanza delle seconde opportunità e sull'urgenza di promuovere percorsi di reintegrazione. Per sapere cos'è il carcere bisogna conoscerlo e se lo si conosce si capisce qual è il valore del nostro lavoro e l'importanza sociale della nostra missione. Noi non siamo soltanto esecuzione della pena. Molto belle le parole del direttore Quagliotto, anche del presidente Toffoli della cooperativa Ambiente, che cade a pennello su quello che fa Floriano Zampon con la piccola comunità di Conegliano. Sì, allora, mi pare che la conclusione del direttore faccia riflettere, non siamo solo l'esecuzione della pena. La funzione delle nostre realtà è quella di dare un'altra opportunità. Nel caso del carcere, a conclusione del percorso, dandogli durante il periodo della permanenza delle opportunità e soprattutto facendo emergere le professionalità che magari non erano emerse quando poi si sono verificati i fatti, che non devono essere necessariamente esclusivamente di furti, rapine e omicidi, ma possono essere anche di altro genere. È un po' quello che facciamo anche noi. La nostra funzione è quella, soprattutto nel caso della comunità terapeutica, è quella di consentire un percorso terapeutico per uscire dalla tossicodipendenza e soprattutto di dargli la possibilità di dargli un'altra possibilità, nel senso che nel momento in cui tu cadi devi anche renderti conto e qualcuno deve aiutarti a capire che hai anche la possibilità di ripartire. Ma soprattutto anche la dignità, la persona che grazie a questo lavoro, a questo impegno ritrova la sua dimensione umana e quel rispetto di se stesso. Ecco, col lavoro si fa questo. Non c'è dubbio, e tornando un po' ai ragionamenti che abbiamo fatto prima, non siamo tutti dei superuomini, ma dobbiamo avere la capacità e la contezza
di dire i nostri talenti sono quelli, avere anche l'umiltà di dire questi sono i nostri talenti, mettiamoli a frutto, e se non sono ancora stati scoperti la funzione nostra magari è quella di aiutare a scoprire quali sono i talenti da mettere a frutto. Grazie a Floriano Zabon, presidente Piccola Comunità di Conegliano, queste comunità che accolgono, che non giudicano ma accolgono, e questo è importante. Grazie, pubblicità. Graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il dottor Brunello Gorini, consigliere provinciale, poi sentiremo cosa fa il dottor Gorini, ma mi sa che hanno scritto sbagliato, hanno scritto no, giusto. Ah, avete capito? Adesso spiegheremo cosa fa, perché non fa più quello che faceva poco tempo fa, ma fa anche altre cose, non solo il medico. E saluto anche il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, collegato con noi da Portogruaro. Eccolo qua, buongiorno dottor Schiavo, che piacere avere ospiti anche lei, e saluto anche Nicola Talmi, segretario generale dei lavoratori. Questi tre ospiti importanti questa mattina cercheranno di spiegare le tante cose che i telespettatori e telespettatrici non sanno. Ad esempio, hanno fatto tutti un salto sulla sedia quando hanno sentito che l'accompagnatoria è uguale per tutti, sia il ricco che il povero, stessa misura, tutti hanno diritto. Ma qualcuno dice, ma che legge hanno fatto in Parlamento? Chi le ha votate? Ma come? Quello che ha tanti soldi deve ricevere lo stesso quello che riceve quel povero che non ha neppure i soldi magari di farsi una visita. Allora partirei proprio dal dottor Gorini, perché è un ruolo del medico, è quello che il medico deve dare, è quella che poi invece a Talmi spiegherà, quella che è una legge che anche penso per Nicola Talmi sia un po' assurda, visto anche il momento terribile. E poi sentiremo anche il dottor Schiavo, perché qui stiamo andando fuori di testa tutti, e forse andremo tutti dal dottor Schiavo a curarci. Allora, dottor Gorini, cosa sta succedendo e com'è la situazione dal suo punto di vista? La situazione attuale ci sono alcune persone che purtroppo hanno dei problemi per i quali si richiede di avere un aiuto, la cosiddetta accompagnatoria, e il ruolo del medico di famiglia in questo caso è quello di valutare quali effettivamente sono i bisogni di questo cittadino, e tra queste varie soluzioni, farmaci, prescrizioni varie, così c'è anche compilare un modulo per quale questo paziente può avere l'accompagnatoria. Io medico posso intuire che il paziente che ho davanti a me sia un paziente che sta bene economicamente o non sta bene, le sappiamo queste cose, ma non compete a me decidere se questo ha questo diritto o non ha questo diritto. Dal punto di vista sanitario è quello che compete a me, io scrivo sì, ha bisogno di un aiuto che molto spesso è un aiuto di una persona che si prende cura di questa persona, quindi che poi questo possa essere tramutato economicamente in qualcosa, questo è un discorso che vede giustamente la politica. Molto chiaro, avete capito? Perché è giusto spiegare, perché voi non avete idea, telefonate che mi sono arrivate, ma cos'è questa storia? Ma come il medico che avete capito, perché c'è il dottor Gorini. Adesso sentiamo il sindacato. Nicola Talmi. No, giustamente il medico dice io devo solo certificare che questa persona è una persona bisognosa di aiuto, poi comunque c'è anche una commissione, insomma mi sembra che verifichi. Ecco. E il tema vero è questo, e ce ne accorgiamo, insomma, il cosiddetto assegno di accompagnatoria, che adesso non mi ricordo a che cifra arrivi, ma non penso sulle 600 euro, adesso non mi ricordo precisamente. È una misura che è indistinta, cioè una persona che ha diritto all'assegno di accompagnamento che sia, diciamo così, molto, molto benestante, che può permettersi anche di più, sia una persona che invece fa fatica a arrivare a fine mese, percepisce lo stesso assegno. Tenendo conto che il tema dell'assistenza degli anziani non autosufficienti, perché di questo stiamo parlando, è un tema che sarà sempre più esplosivo, sia per l'invecchiamento della popolazione, sia perché le pensioni, diciamo, di quelli che man mano andranno in pensione non saranno più ricche come quelle del passato.
E quindi lo sanno tutti quelli che hanno avuto questo, io l'ho avuto io, sono tutti nelle famiglie, insomma, hanno avuto casi di questo genere, e le case di riposo non sono pagabili con una pensione normale media, diciamo così, bisogna avere dei risparmi da parte. E le badanti conviventi hanno dei costi importanti. Anche io ho questo dubbio, cioè io credo che queste misure di tipo sociale dovrebbero essere parametrate alla possibilità di spesa della persona, cioè quindi se una persona potrebbe tranquillamente, diciamo così, avvalersi di tutti gli aiuti necessari, dovrebbe avere magari lo stesso un aiuto, ma magari minore rispetto a una persona che con quell'aiuto non riesce a pagare un'assistenza. Quindi abbiamo uno strumento che è fantastico, che è l'ISEE, che certifica la condizione economica delle persone, e sarebbe giusto che ci fossero degli scaglioni in modo tale che, insomma, gli aiuti vadano di più a chi ha bisogno. Questo, vale per le esenzioni, per molte spese sanitarie, vale per i ticket, vale per tutta la secondo me, per tutta la compartecipazione alla spesa. Sappiamo che ogni volta che andiamo in ospedale dobbiamo pagare qualcosa anche noi rispetto, diciamo, al costo vero che sarebbe, diciamo così, l'intervento. Ecco, io credo che dovremmo andare nella direzione almeno di diversificare un po' da questo punto di vista. Allora, sentiamo anche il dottor Ferdinando Schiavo, lui che vive questa realtà, perché a noi partono i neuroni, dottor Schiavo, che sa, se partono i neuroni non ne posso più. Ecco, quello che vede invece lei da medico, ecco, su un ruolo veramente importante, perché stiamo parlando di un neurologo, com'è la situazione di voi medici? Prego, dottor Schiavo. Beh, la situazione l'ha già descritta il collega che è nel territorio. Io ormai mi qualifico come neurologo di strada, perché vedevo una realtà in ospedale nei decenni in cui ho lavorato in ospedale, e effettivamente vedo un'altra realtà nel territorio, nelle case delle persone, dove appunto l'ospedaliero non arriva e neanche l'universitario, e nelle case di riposo. La popolazione sta invecchiando, c'è la denatalità, quindi l'altro fattore di cui mi pare che parlassero anche prima, meno giovani, ne parlavate prima, meno volontariato, e quindi c'è necessità di un aiuto. Adesso un aiuto di questo tipo economico, c'è da decenni sta legge, mi sono stupito anch'io da anni che fosse egualitaria, cioè sia il ricco che il povero. Il problema invece qualche volta nasce perché si conoscono poco delle dinamiche neurologiche. Parliamo delle demenze, per esempio. Sono meno evidenti dei parkinsonismi, sono un po' lo scenario di cui mi occupo io, la fragilità dell'anziano, tutte queste cose, le malattie da farmaci degli anziani. Le demenze qualche volta si mostrano diversamente da quello che magari una commissione può immaginare. Ecco, le difficoltà che io vedo qualche volta, che non vengono accettate la richiesta dell'assegno di accompagnamento in persone, anche perché succede una cosa che è colpa di noi, responsabilità di noi specialisti. Quando per esempio trattiamo le demenze, facciamo dei test, questo c'è il mini mental, e c'è qualche collega, forse anche tanti, che si basano molto sul valore numerico, 24 su 30, 18 su 30. Il valore numerico è molto relativo, perché ci sono dei punti di questo itinerario che noi facciamo che sono molto, ma molto più importanti del dimenticarsi la data o altre cose. La stessa consulta ha emanato delle leggi che dicono, magari in sostanza, riassumo enormemente, sta persona è in grado di capire che è finito l'olio, gli spaghetti, uscire, comprarli, farsi da mangiare, eccetera, eccetera? No. Quindi anche se riesce a camminare, riesce a riconoscere il figlio, la figlia o altre cose, è una persona che veramente ha bisogno di un'assistenza. Tutto da valutare se l'assistenza è un'assistenza 24 ore su 24, è questo che esige la legge.
Ecco. Grazie dottor Schiavo, molto chiaro, però io vorrei dire al dottor Gorini quello che succede proprio la scorsa settimana, dove è arrivata, lo racconto ormai tutte le mattine perché io spero che qualcosa cambi, dove è arrivata questa donna, non giovanissima ma neppure diversamente giovane, che ha tentato per ben 2 volte il suicidio, è seduta qua dove è seduto lei, dottor Gorini, ha detto sono stanca, adesso io devo parlare. Allora io l'ho girata, non l'ho fatta vedere per rispetto di questa persona, anche se lei voleva assolutamente anche farsi vedere, ha detto sono talmente arrabbiata, e ha detto guardate, io nella carta ho 9 persone che mi seguono. Psichiatra, psicologo, servizi sociali, amministratori di sostegno, servizi di tutto e di più. Nella realtà non ho nessuno. Sono mesi e mesi che non ricevo una telefonata, non ho niente da mangiare, non ho un centesimo e dovrei fare una visita che costa 14 euro, non la posso fare, sono completamente abbandonata, ma nella carta ho 9 persone che mi seguono. Allora, io vado a Roma, metto una tenda e dico lasciateci soli, perché come me io parlo a nome di tanti che ho conosciuto, siamo stanchi di essere presi in giro, lasciateci soli, almeno sappiamo che dobbiamo arrangiarci, ma non fateci vedere che abbiamo 9 persone che ci seguono, in realtà non c'è nessuno. Allora, siccome la Mirella va a vedere, perché ho detto aspetta che vediamo, e in effetti tutti passavano il cerino. Non è colpa mia, è colpa dell'altro, ma non c'è più quel servizio sociale, l'assistente deve rientrare. E questa persona ha detto cosa fa? Prego dottor Gorini. Allora, nella carta abbiamo tutto. E poi la realtà qual è? Non sono la persona più adatta per parlare di questo da medico, perché... Siamo già medico di famiglia, no? Però purtroppo la signora è in buona compagnia, nel senso che non è l'unico caso in cui sembra che ci sia tutta una rete intorno, poi in realtà la rete è fatta soltanto dai buchi e non dai nodi. Potrei avere un elenco di persone che mi vengono in mente, miei assistiti, che avrebbero bisogno di avere realmente questa rete efficiente. Non lo è. Non lo è perché si pensa che non esiste una comunicazione tra il medico di famiglia e tutte quante queste voci che lei ha detto. Nel senso che io ho un mio paziente che ha un problema e viene curato da un certo servizio aziendale. Mi faccio vivo col servizio aziendale dicendo vorrei sapere, visto che ogni tanto gli fate gli esami e tutto quanto, come vanno questi esami. Sì, certo, figurati, è così. Zero, nessuno risponde. Poi quando dico scusate, ho saputo che ha fatto degli esami, posso sapere gli esiti di questi esami? No, per la privacy non possiamo dirteli. Dico scusa, se è un paziente mio, dategli il foglio a lui e lui poi me lo porta. Dov'è il problema della privacy in questo? Cioè, poi chiamo, se c'è bisogno posso scrivere nomi e cognomi delle persone, perché non sembri stupidaggine. Chiamo, l'assistente è assente, richiamo e sta lavorando. Lascio detto mi richiami, dopo 4 giorni ancora non sono stato richiamato, dandogli il cellulare. Non ero io il medico, era un collega che me l'ha raccontato, che usa avere 2 telefoni, uno per il lavoro e uno personale. Dandogli il numero personale, quindi mi puoi chiamare di sabato, di domenica, dopo le 5, dopo le 7, perché è un caso importante. Era un caso che aveva tentato anche una volta, per fortuna gli è andata male il suicidio, però insomma, quindi era un caso un po' pesante. Lei ha visto la telefonata? No, non l'ha vista la telefonata. Perché? Perché? Ma non lo so, perché io non neanche più vado... Cioè, quando io mi rendo conto che questa rete è scritta solo sulla carta, però nella realtà non c'è, ha senso che continuo a chiamare, a chiedere. Cioè, a un certo punto dico basta, vabbè, seguo io quello che posso. Avete capito come funziona? Perché voi dovete stare attenti a casa, ascoltare, lo so che lo fate e vi dico grazie perché abbiamo un audience che è incredibile. Però quello che vogliamo capire, che non è la Mirella che racconta, sono gli addetti ai lavori che dicono è così.
la rete non funziona, ma non funziona neppure sul lavoro, perché questa povera disgraziata gli avevano trovato un lavoretto, ma lei non guidando doveva sottostare al trasporto, quello che trovava. Allora, per prendere 15 euro su una giornata, perché doveva fare lavori anche quello che pulizie, per 15 euro doveva prendere 3 mezzi di trasporto. Con problemi anche di salute, in agosto è caduta per terra ed è stata ricoverata in ospedale. Ma si può? Ma allora cos'è questo lavoro? Cioè, una giornata, cambio 3 posti, visto anche la fragilità con la quale io mi confronto, e io ti offro questo lavoro, se vuoi è così, se no torni indietro, dove ti do 15 euro su una giornata, al massimo 20 ha detto, che è una cosa indecente. Ma come funziona a Talmi sta roba? Beh, allora, adesso bisogna capire bene qual è il caso di specie. C'è un servizio che è il servizio di inserimento lavorativo che dovrebbe appunto aiutare e accompagnare i soggetti svantaggiati nell'occupazione. C'è da dire che voglio dire, c'è tutto un servizio che dovrebbe identificare anche un lavoro congruo con la persona, nel senso che ovviamente se questa persona non riesce a raggiungere il posto di lavoro è un problema. Poi esistono anche delle formule diverse, tipo delle cooperative sociali che permettono alle persone di lavorare in un ambiente protetto, e le aziende, questa è una cosa che c'è da tempo in Veneto, le aziende che non adempiono all'obbligo di collocamento obbligatorio, cioè di avere un numero di soggetti disabili all'interno della propria azienda, possono sopperire a questa mancanza dando lavoro a delle cooperative sociali in appalto che fanno dei lavori per questa azienda, in modo tale che magari l'ambiente è più protetto per quelle persone per poter lavorare. Perché il lavoro è fondamentale, oltre, diciamo così, per l'aspetto ovviamente economico, ma anche per, diciamo così, l'inserimento sociale della persona. Pensiamo a tanti disabili che appunto nel momento in cui riescono a trovare un lavoro è anche una forma di emancipazione e di indipendenza. Pensate, no, ai disabili che magari con i genitori che invecchiano, quindi il fatto di avere particolare cura per trovare per questi soggetti svantaggiati una collocazione di lavoro è importantissima anche per loro. Poi molto spesso queste persone, guardate, che rendono ancora di più nel posto di lavoro, proprio perché per questo senso anche, no, di sfida e di riconoscenza. Aggiungo, rispetto a questa rete, e lo hanno denunciato recentemente anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, che dallo Stato centrale continuano a tagliare le risorse per i comuni, e i comuni, guardate, che sono molto spesso il primo impatto della persona che ha bisogno di aiuto, appunto gli assistenti sociali, quelli che... Perché specie nelle città più piccole, diciamo così, quando uno ha un problema di tipo sociale, un familiare in difficoltà e quant'altro, anche se i veneti si vergognano sempre, diciamo così, a chiedere aiuto, questo è un nostro difetto, diciamo, di noi veneti, ma diciamo così, il sindaco, il comune è il primo posto dove vai a vedere se possono fare qualcosa, e purtroppo per, diciamo così, le questioni di bilancio continuano ad esserci tagli pesanti nei confronti dei comuni, che sono appunto in prima linea per affrontare questo tema. Qui è un tema vero, ci sono soggetti in difficoltà che vengono via via marginalizzati, ne abbiamo visti, a Treviso abbiamo avuto quel caso di quella persona che è morta sola, sì, che neanche si sapeva che viveva in un garage, eccetera, eccetera. Sono casi che purtroppo sfuggono alla rete sociale di aiuto, di sostegno, e soprattutto sono d'accordo con voi, il tema un po' anche dello scaricabarile, perché poi queste persone sono ovviamente anche complicate da gestire, e quindi se ho da un lato l'assistente sociale, dall'altro la rete sanitaria. Devo correre perché c'è anche una telefonata, il tempo è tiranno. Ma io non devo essere fortunata, caro Nicola Talmi, a trovarmi in quel comune, avere giusta, quella persona. Certo. Io devo avere quello che mi aspetta, certo, di diritto. Certo. E questa persona non ha niente che neppure lavoro, perché ho spiegato dall'inizio alla fine. Allora io non devo essere fortunata, sei tu che mi devi dare quello che è scritto nella carta e che ho diritto ad averlo. E questo non funziona, Talmi, non funziona. Non è possibile pagare queste creature che lavorano anche bene così poco. Non è possibile, perché questo vuol dire sfruttare il mondo delle fragilità. È questa la verità. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Allora mi sono un po' arrabbiata, perché porca miseria, che l'IVA e bollette sarai da luce e gas assieme, e sui 600 euro.
e che ne prendo 700 al mese, non so come faccio ad andare avanti. Adesso non mi hanno, un mese fa, ecco, senza acqua 2 giorni, senza acqua. Adesso devo fare l'impianto per conto mio dell'acqua, ecco, e altri soldi e tutto. Sono cose dell'altro mondo, perché con questa pensione piccola non ce la faccio a fare tante cose, devo pagare a rate le bollette perfino. Grazie cara Mirella, questa è la testimonianza di quello che vivono purtroppo le nostre persone nel territorio, poi dicono prima i nostri, sì, vorrei capire chi sono i nostri, chi sono gli altri. Dottor Schiavo, ma cosa sta succedendo anche con queste persone diversamente giovani, con tante patologie, farmaci che costano, non è così semplice, ecco, curarsi è diventato un lusso. Quando io ho dato questi assegni che ho fatto vedere questa mattina al Banco Solidale, grazie a questa grande famiglia 5 per 1000, quasi tutti hanno detto me li tengo per curarmi perché ho bisogno di curarmi. Ecco, com'è la situazione? Cosa si può fare per cercare invece di dare più ascolto a queste fragilità? Poi ci mancano anche le patologie che ha elencato lei, sei a posto proprio se non hai un supporto familiare. Dove vanno? Cosa fanno? Prego, dottor Schiavo. Beh, ognuno di noi dovrebbe impegnarsi in maniera proprio forte. Per esempio io mi impegno facendo delle visite accurate che durano un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Questo qui è quello che posso fare. La signora che lei citava prima ha parlato di un tema che sta emergendo in maniera fortissima, che è la solitudine e l'isolamento sociale. Non è la beata solitudo, quella che magari andiamo a cercare, quella benefica, è quella amara. Sta emergendo sempre di più, che non è solo neanche questo il vivere da soli, perché si può vivere da soli in maniera soddisfacente. La solitudine. Prima è stato toccato anche il tema delle morti, degli spariti. Io ho un mio progetto, sono anni che raccolgo i casi. C'è il professor Livio Baschetti che a Venezia è stato scoperto come corpo 7 anni dopo la morte, per esempio. Ultimamente abbiamo visto Gene Hackman, è morta la moglie, lui è morto dopo, è stato scoperto dopo. Sono tutti fenomeni legati alla solitudine. Ecco, e un altro tema che avete toccato è quello della frammentazione. Ecco, rispetto a una volta in cui c'era un medico che sapeva un po' di tutto, adesso il corpo viene frammentato, anche la mente viene frammentata, c'è lo psichiatra, c'è il neurologo. Ecco, io mi fermo a un certo punto dove interviene lo psichiatra e così via. E questa frammentazione va gestita. Diceva Galimberti, il filosofo, che rispondendo credo a un infermiere, ma più di 20 anni fa, c'è una differenza fra quello che è il mestiere e la vocazione. Ecco, con la vocazione si aiutano appunto i diseredati, le persone che stanno in carcere, come avete mostrato anche prima. La vocazione è tutta un'altra cosa, tutta un'altra abilità. C'è tanto da fare, anche perché la fragilità sta aumentando anche a livello dei giovani, per motivi adesso antropologici su cui non mi voglio soffermare. Io da neurologo dei vecchi, amante della scienza dei geriatri, perché li seguo da 30 anni, ho imparato tantissime cose. È una fragilità multiforme che ha tanti aspetti e va affrontata, e ci vuole, ogni tanto nelle mie diapositive metto i pupi siciliani, c'è qualcuno che deve controllare, eliminare questa frammentazione, perché è facile trovare un anziano che è seguito dal diabetologo, dal fisiatra, dall'oculista, dall'otorino per le orecchie, dall'uomo dalla prostata per altri motivi, e ci vuole qualcuno che si prenda cura. E una delle cose che possiamo fare è quello di regalare il nostro tempo. Col tempo, ecco, anche rispondendo, come diceva prima il collega, rispondendo alle telefonate, quando appunto qualcuno cerca di saperne di più per poter collaborare al meglio per una persona. Allora, dottor Gorini, come commentiamo anche le parole del dottor Schiavo, ma soprattutto intanto cosa fa adesso di bello, dottor Gorini? Mi occupo sempre un po' del sindacato, ma ovviamente per raggiunti i limiti di età non ho più la carica di segretario e sono anche contento di andare un pochettino a riposo, e poi continuo a gestire quello che è
il contorno del medico di famiglia, cioè il medico di famiglia ha in questo momento una grossa difficoltà, che è quella, come diceva il collega prima, aumentano le persone anziane, aumentano i malati, aumenta la vita media e di concerto la Regione ci chiede di spendere di meno. Quindi allora io ho più pazienti, più malati, il costo delle medicine non lo controllo, quindi viene una medicina che costa di più e che è migliore. Classico esempio, nuovi farmaci per il diabete che costano 10 volte quello che costavano gli altri, va bene? E mi ritrovo l'azienda che ovviamente su spinta regionale mi chiede devi spendere il 10% in meno. Ma scusa, se sono arrivate... Quindi questa è una grossa difficoltà che abbiamo nella cura. Poi abbiamo una difficoltà sul numero degli assistiti, nel senso che io quando ho firmato una convenzione diceva che al massimo potevo avere 1500 assistiti, adesso un medico ne ha anche più di 2000. E con quello che abbiamo appena detto, cioè pazienti più impegnativi. Poi, di converso, anche pazienti più esigenti, nel senso che si istruiscono secondo loro leggendo varie cose che trovano, non tutte giuste, e non sempre hai il tempo per spiegare a un paziente. Io lo facevo di solito queste cose con l'ambulatorio pieno, no? Di modo che parlavo a 30 persone contemporaneamente per ottimizzare i tempi, di spiegare che non tutto quello che è scritto in internet è sbagliato e non tutto è giusto, quindi quali sono i criteri attraverso i quali io scelgo se quella notizia in internet, parliamo di notizie sanitarie, è corretta o non è corretta? Beh, vediamo qual è la fonte. Allora, se la fonte è la prima che mi capita, vuol dire che è quella che è stata più volte cliccata, si chiama galleggiamento. Alcuni lo fanno anche pagando e di solito c'è la scritta sponsorizzato, evitare quelle cose lì. Andiamo invece dove c'è una cosa giusta. Se parliamo di neurologia, credo che una cosa corretta la possiamo leggere nel sito dei neurologi ospedalieri, non ospedalieri, specialisti, cioè vedi se la fonte è una cosa corretta. Ma quando ho io il tempo di parlare così al paziente che mi arriva, che ha letto questo, che ha visto quest'altro, no? È sempre più difficile perché il tempo è sempre di 24 ore al giorno, cioè, e io dovrei essere, secondo i pazienti, 12 ore a tenere l'ambulatorio, 12 ore a domicilio, 12 ore a rispondere al telefono. Poi ci metterei anche qualche ora per studiare. Lei appunto ha anni e anni di esperienza. Come mai siamo arrivati a questo punto? Perché bisogna anche dire che non è, una volta eravamo anche in tanti, eravamo anche di più e funzionava tutto bene. Adesso abbiamo una tecnologia spaventosa, abbiamo di tutto e di più. È proprio il contrappasso di questo. Eppure non abbiamo niente, perché il medico non arriva, perché non lo sento, perché non risponde al telefono, perché con 2000 persone, se voi mi spiegate come fa, anche perché deve fare le ricette, deve fare tutto, se andranno anche in farmacia, però le deve scrivere lui. Difatti il punto debole di queste cose qui è la carenza di qualità del servizio. Lei sente, tutti quanti noi sentiamo, il grande problema delle liste d'attesa. E certe volte uno dice abbiamo ridotto le liste d'attesa, l'attesa del tot %, così colà. E io rispondo, e la qualità di quella visita com'è stata? Bravo. Perché io sono capace di dire che ci sono 50 giorni per avere quell'esame o quella visita. E poi adesso invece, dopo che abbiamo fatto qualcosa, adesso i giorni sono soltanto 30. Sì, ma queste visite sono state fatte, erano veramente visite fatte bene? Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao e un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere loro, io fra un mese circa dovrò recarmi all'ospedale di Campo San Piero per un intervento di cataratta. Per fortuna ho una figlia che mi accompagna e mi viene a prendere, eccetera. Se però io non avessi nessuno che mi accompagna,
Potrei chiedere al mio medico o ai servizi sociali che ci fosse qualcuno che mi accompagnasse e che mi accompagnasse anche a casa, perché dopo l'intervento di cataratta non sono in grado di guidare. Ecco, volevo sapere questo, grazie. Grazie Livio, chi risponde? Esistono, adesso no, penso che i medici di base non possano fare nulla. Non so gli assistenti sociali, ad esempio esistono molte associazioni di volontariato, quelle legate, so che quelle legate sia alla CGIL che alla CISL, così, che fanno questo servizio per le persone che hanno bisogno di essere accompagnati all'ospedale e portati a casa, ma insomma stiamo parlando di volontariato, ecco, ci si affida al volontariato. Però noi abbiamo parlato col dottor Gorini che però se il medico di famiglia non ha un elenco di associazioni di volontariato, come ha spiegato bene lei, dottor Gorini, dove indirizzare questa persona che ha bisogno, non andiamo da nessuna parte. Il medico non lo sa, le associazioni di volontariato non conoscono e Livio rimanerebbe da solo. È questo che dobbiamo fare rete. Tanto è vero che il 13 aprile abbiamo creato a Silea il villaggio delle associazioni per capire chi siamo e dove vogliamo andare a parare, certo. Perché se tutti fanno tutto e poi alla fine ci ritroviamo in queste condizioni con la solitudine, che la ringrazio dottor Schiavo di aver detto, perché anche l'altro giorno è stata ritrovata un'altra persona mummificata sola in casa, non andiamo da nessuna parte. Allora sa cosa ho fatto, dottor Schiavo, lo dico anche al dottor Gorini e a Talmi, ho detto ai sindaci che ho ospiti quasi sempre, quasi tutte le mattine, di fare un censimento delle fragilità. Chi c'è nel mio territorio che ha bisogno, come vive, chi è? È il sindaco di Ponzano che ha avuto ospite e ha detto: Mirella, hai fatto bene, l'ho fatto e mi sono accorto che avevi ragione. Realtà che non conoscevano, certo, che sono emerse e che io posso... Ma allora Talmi, è la Mirella che deve dire ste robe. No, con tutto il mondo certo, che ci gira attorno, che dovrebbe fare questo, devo creare io il villaggio delle associazioni per metterci in rete, per far capire che ci siamo, chi fa cose, non tutti che facciamo tutto. Addirittura, che, lo dico, ma che dobbiamo girare il mondo del volontariato col commercialista e pagare per fare i volontari? A Talmi, cosa sta succedendo? Il sindacato cosa sta facendo? Bisognerebbe mettere in rete le realtà. Noi abbiamo l'Auser ad esempio che fa questa cosa, che è un'associazione appunto che fa volontariato, l'ho avuto anche ospite. Esatto, che accompagna appunto quando può, fa questo. Però stiamo parlando appunto di volontariato. Servirebbe mettere in rete queste conoscenze, quindi anche chi aiuta, chi fa cosa nel mondo del volontariato, che è molto importante, e devo dire è molto importante la conoscenza del territorio. Tu dicevi prima del sindaco, effettivamente, cioè voglio dire, la conoscenza di situazioni di marginalità che possono esserci nelle nostre società, all'interno delle famiglie, persone isolate, gli anziani, non solo, è un tema che dovrebbe essere conosciuto. Però lo conosci solo se hai una rete sociale che è in grado di fare questo, cioè se nel tuo quartiere, quando vedi che c'è una persona in difficoltà, tu magari anche come cittadino ti avvicini e dici: guarda, se hai bisogno sai che c'è questo, perché poi il problema è che molto spesso, ripeto, l'ho detto anche prima, noi veneti non è che siamo molto propensi a, diciamo così, a dire quando siamo in difficoltà e a chiedere aiuto, invece bisogna chiedere aiuto perché molto spesso hai persone che possono darti una mano. Pensiamo a tanti problemi, pensiamo alla questione della droga, la questione dell'alcolismo, la questione, voglio dire, scusa, no? Ci sono tanti ambienti dove... Sì, però a mio avviso c'è chi dovrebbe fare questo, non faccio nomi perché non faccio polemica, però noi abbiamo chi dovrebbe fare questo, invece si occupa di altro. Certo. E noi ci ritroviamo tra associazioni che non ci conosciamo, i soliti noti, quei campanili alti che sono dappertutto e hanno tutto, e gli altri che sono uguali, che tutto il giorno sono in prima linea e danno, che non si conoscono. Questa è la realtà. Allora che abbiamo creato il villaggio delle associazioni il 13 aprile, venite a vedere a Silea nel bellissimo parco del Sile. Franco da Venezia, prego Franco. Sì, buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti. Una notizia sui telegiornali data stamattina che a Roma, mi sembra, hanno chiuso 5 anni fa un ospedale, il Forlanini, e stanno pagando da 5 anni circa 500-600 mila euro di acqua, quindi sono 3 milioni di euro e l'ospedale è chiuso. Faccio un flash su una situazione che potrebbe esserci anche in altre parti d'Italia. Poi riguardo la politica, riguardo i candidati alle ultime elezioni europee,
spendono dai 60 ai 70 mila euro per partecipare alla elezione dell'Europa. Cioè, tutti quanti vogliono fare il bene nostro, però poi i risultati li conosci meglio di me e sono quello che sono. Meno male che c'è la Mirella, voglio dire, no. Cioè, non se ne va fuori proprio da questa situazione degli sprechi, della situazione che richiamava poc'anzi quello che è intervenuto prima di me, che se no nessuno. Io vorrei capire un attimino la struttura sociale com'è, la rete sociale dei comuni e quant'altro. Poi permettetemi di divagare un attimino per quanto riguarda le bollette. Allora, le bollette del gas e della luce ci sono delle famose partecipate dei comuni, va bene, in cui i comuni hanno la maggioranza azionista, attorno al 50%. Anche lì di queste cose qui non è indirizzato a te. Per televisione ne parlano pochissimo. E quindi sarebbe giusto che ci fosse un'informazione a 360 gradi per quanto sono gli accadimenti e le spese del denaro pubblico. Ora, queste società poi sono quotate in borsa, no? Allora, nel momento che va bene c'è il dividendo, perché hanno il 50%, mi sembra in mano i comuni, c'hanno la maggioranza, e poi ci sono i privati, hanno il dividendo. Allora dico io, nel momento della difficoltà, come c'è stata nel Covid, fatta salva la spesa del personale, no? Allora perché non interviene per abbassare le bollette? Grazie Franco, grazie, per fortuna che hai detto non te Mirella, perché abbiamo parlato proprio di partecipate. Vorrei chiudere proprio perché deve andare via anche Nicola Altalmi, perché c'è poca trasparenza. Chi sono queste partecipate? Sono utili milionari, guardate che ci sono degli utili, infatti ho detto l'altra volta che abbiamo parlato di partecipati che saltiamo per aria se veramente li diciamo e li ascoltiamo. Ma dov'è la trasparenza? Chi sono queste partecipate? Come vengono gestite? Perché anche qua a Talmi nessuno sa niente. Io ne ho parlato una mattina veramente anche con gli addetti ai lavori ed erano in forte difficoltà ad esprimere, perché io dicevo ma dimmi cosa prendi, cosa fai, ecco qual è la trasparenza, chi sono i componenti, e fanno fatica a parlare. C'è molta politica ovviamente dentro le partecipate ed è ovvio che sia così, però ecco, quando i costi poi diventano troppo alti rispetto al servizio che danno, perché appunto è lì che sorge il problema. Però sul tema delle bollette energetiche devo dire che oltre a questo tema c'è anche un tema di politica nostra industriale, per cui voglio dire, noi abbiamo il prezzo dell'energia che è collegata all'acquisto del gas e abbiamo una situazione dove ci sono dei margini forse troppo alti, c'è della speculazione senz'altro e ci sono soggetti deboli che si vedono arrivare delle bollette, quelle ultime adesso della stagione, e non arrivano a fine mese, fanno fatica a fare la spesa. Ecco, io credo che il governo sarebbe dovuto intervenire seriamente su questo tema, perché bisognava almeno, ripeto, sempre non a tutti, ma alle persone più deboli andava fatta un'iniziativa per sterilizzare l'IVA, per permettere di avere delle bollette più sostenibili, perché appunto una persona pensionata che si vede arrivare bollette di questo genere rischia che quella settimana, quel mese non può fare la spesa. Sì, però torniamo a quello che ha chiesto Franco da Venezia. Perché si parla così poco di partecipate? Perché non si ha la trasparenza di capire quanti soldi entrano, come vengono impiegati questi soldi, chi riceve i dividendi? Perché vede, a Talmi pensano che siamo un popolo di ignoranti, invece non è mica così. Noi abbiamo invece dei cittadini che vorrebbero capire, noi abbiamo dei novantenni che sono ancora vivi e pagano le tasse, e siccome la trasparenza è un atto dovuto, certo, questa trasparenza dalla politica dovrebbe venire, ma anche il sindacato a spiegare, certo, cosa sono, perché avete sentito, io ho fatto questa e mi fa piacere che Franco l'abbia ricordato, tanto è vero, non tu Mirella, io non sento parlare mai di queste cose, eppure sono dividendi milionari che potrebbero andare, come dice Franco, in aiuto veramente a chi è in difficoltà. Ad esempio il sindacato
unitario, CGIL Cellulite dei pensionati, fanno un'operazione molto importante che è la contrattazione sociale, e quindi nei territori, ad esempio proprio con le partecipate, vanno a contrattare con le partecipate, con le società che offrono servizi, della scontistica particolare per i soggetti più deboli. Quindi come sindacato noi ci prestiamo a questo, e ci prestiamo anche a confrontarci con i comuni, perché sono i comuni stessi che, essendo soci delle partecipate, devono andare a vedere dentro il bilancio, perché guardate che al giorno d'oggi dentro un bilancio ti nascondono quello che vogliono, perché sono materie molto complesse da questo punto di vista, e quindi servono anche delle professionalità, e noi nel sindacato le abbiamo, che vadano un po' a fare le pulci a questi bilanci, perché appunto sono bilanci piuttosto complessi, per capire che sono delle società che non dovrebbero fare profitto, dovrebbero fornire dei servizi alla comunità. Molto spesso poi tra l'altro usufruiscono anche di infrastrutture che sono state costruite dalla comunità, e quindi da quel punto di vista noi come sindacato cerchiamo di portare il nostro know-how, la nostra capacità, perché noi quando facciamo attività sindacale andiamo in un'azienda, la prima cosa che facciamo noi è andare a vedere i bilanci che deposita questa azienda, perché il datore di lavoro può raccontarmi quello che vuole, io devo andare a vedere i bilanci. Ecco, noi cerchiamo di fare questo lavoro, e sarebbe importante che anche i comuni stessero attenti a questa cosa. Purtroppo queste realtà molto spesso sono delle macchine anche di consenso, e sono anche dei luoghi dove mai qualcuno che non ha tanto successo in politica da un certo punto di vista viene trovata la collocazione, diciamo la panchina dentro una società, e queste sono le cose che non vanno bene da questo punto di vista. Allora noi lasciamo Nicola Talmi perché ha un impegno, ringraziamo, finalmente si riesce a capire qualcosa. Vedete che importante che è Sveglia Veneti, che riusciamo anche ad andare oltre il solito, io non so, mi vo a combattere, no, mi vo a combattere. Ma io lo vedo, Mirella, ti dico una cosa che ti farà contenta, siccome io tra l'altro faccio sindacalista del settore della comunicazione, seguo proprio anche le televisioni, ho visto l'audience che ha la tua trasmissione nello specifico la mattina, e quindi si vede che tu vieni seguita dai cittadini. Grazie, ti ringrazio tanto Nicola Talmi per averlo detto, perché detto da me è una cosa, detto da Nicola Talmi sono numeri ecco, quelli, è un'altra cosa, perciò grazie veramente, buon lavoro Nicola. Abbiamo il nostro Antonio da Padova, vai Antonio. Grazie Mirella, e grazie della mia presenza, la ringrazio. Mirella, era meglio soli che male accompagnati. Io nel 1994 feci un intervento rinoplastico nasale, avevo problemi forti con gli orecchi, con l'udito, e mi hanno operato, dopo 3 mesi mi hanno operato. Adesso c'ho un mio amico qua vicino che ha lo stesso problema, gli hanno detto che deve aspettare 7 anni. Io dico questo, è 20 anni che siamo in Europa, ma la gente ancora non se ne è accorta la fregatura che hanno preso. E per quanto riguarda il costo e le bollette, per forza, noi abbiamo una legge che dice che praticamente ci sarà il patto di stabilità, praticamente gli ospedali hanno da spendere meno, però le armi, 800 miliardi per armare l'Europa ci sono, e questo è uno scandalo perché io non voglio spendere 4.000 euro per armamenti, perché non so ancora e non ho capito chi è il mio nemico. Il mio nemico è l'Europa o la Russia? Perché diciamoci la verità, avevamo un accordo commerciale con la Russia di miliardi e miliardi. Qualcuno ha obbligato l'Europa a togliere questo accordo, e questo accordo qua è stato tolto dai nostri cari amici americani. Però questo qua la gente non lo capisce, e adesso dobbiamo spendere miliardi, ma scusa sai, ma tutti quei miliardi che abbiamo già speso, mandati in Ucraina, in armamenti, miliardi e miliardi di armamenti, che fine hanno fatto? Quindi ho il dubbio, e caro dico il dubbio, che noi stiamo seguendo una dittatura ideologica. Ideologicamente parlando, l'Europa ha un'idea e noi siamo obbligati di acconsentire alla loro idea, e poi si vede, ma chiudono tutti i negozi,
Ma chiudono magazzini, chiudono tutto, Mirella, ma si rende conto che non abbiamo più soldi neanche per piangere? Grazie caro Antonio, molto chiaro le riflessioni di Antonio e hai detto bene, però il nemico numero uno, dottor Schiavo, dobbiamo capire anche qual è, perché a mio avviso più che le patologie, qualcuno dice magari mi venisse l'Alzheimer, così non vedo e non sento niente, è la solitudine, questa solitudine che grazie anche al mondo del volontariato sta cercando di mettere delle pezze, ma non basta più, perché sono momenti drammatici, ci si chiude dentro, non si reagisce più a quella che è la solitudine anche di coppia. Dottor Schiavo, chi è che dovrebbe ascoltare e non ascolta? Adesso siamo in campagna elettorale, faccia anche lei un appello, perché qua non ne possiamo più, perché non è che non abbiamo i mezzi per risolvere i problemi, ma se quei mezzi li dirotti da un'altra parte, i fondi del PNRR servivano al terzo settore, guardate dove sono andati a finire, questa è la verità. Prego, dottor Schiavo. Situazione ovviamente complessa, perché per avere una sanità adeguata ci vogliono soldi e per avere i soldi bisogna pagare le tasse, ecco, e non dipingere le tasse come un qualcosa che vabbè, come un pizzo di Stato, ecco, dico solo questo. Quindi qui per la nostra salute, per il nostro meraviglioso sistema sanitario nazionale che la Tina Anselmi ed altri costruirono quella volta, veramente unico al mondo, il migliore credo del mondo, questa distruzione sta avvenendo per mano nostra. Ecco, adesso al di là poi dei soldi, degli armamenti, quello che sia, piano piano, lentamente lo spostamento dal sistema pubblico al sistema privato. E io che ormai sono soltanto un medico privato dovrei parlare pro domo mea, cioè per il privato, invece no, io dentro sono rimasto un amante della sanità pubblica, dove ho lavorato per decenni. Certo, però dottor Schiavo, mi scusi se le faccio questa domanda, io ho avuto ospite il dottor Scassola, poi lo chiederò anche al dottor Gorini, che lui aveva un po' un problema con le case di comunità, cioè queste strutture dove lui spiegava molto bene, ma perché io mi devo spostare su questa struttura e far spostare i miei pazienti che devono fare chilometri e chilometri perché è lontana, ma anche no, perché così non può funzionare. Poi qualcun altro mi ha detto invece, dottor Gorini, ma questa nuova cittadella della salute serviva? Perché io pensavo fosse un ampliamento dell'ospedale. Adesso vedo che spostano tutti i reparti, questo resterà vuoto, il vecchio meraviglioso ospedale, cosa ne faranno? Nessuno dice niente, ma è un ampliamento, è un trasferimento, perché poi la gente a casa ragiona, dice ma come? Qui stanno spostando tutto, lasciano vuoto. Allora io ho cercato anche di capire, ma non è così semplice capire, perché si potenzia, si fa, ma dove è rimasto vuoto cosa si fa? Ed è questo meraviglioso ospedale. Allora, dottor Schiavo, com'è la situazione? Queste case comunità, ma se non c'è personale cosa mettiamo dentro? Chi va all'interno? Perché mi sembra che siano ancora vuote, o sbaglio? Prego. Sì, siamo sempre alle solite. Io sono un medico ormai non specialista privato e quindi leggo soprattutto, ci sono i colleghi che sono contrari, come quello che ha citato lei, e colleghi che sono a favore. Oddio, vorrei andare alla base. Ecco, lavorando in ospedale si viene corretti dagli altri colleghi. Si diceva una volta dal primario, dall'aiuto, ma io sono stato corretto anche magari da un collega più giovane, perché si continua a imparare, insieme si impara. Lavorando da soli si impara, ma secondo me si impara molto meno. Ecco, per cui io sarei favorevole per un qualcosa che unisca, qualcosa che educhi alla geriatria, alla neurologia. Lei lo sa che la Società Italiana di Neurologia nel 2022 ha fatto un sondaggio e ha capito finalmente, io è una vita che queste cose le dico, le ho scritte qua sul mio Malati per Forza già nel 2014, la gente non sa nulla di neurologia. Tante volte io comincio gli interventi dicendo ma se la mattina ti svegli e vedi doppio, da chi vai? E tutti quanti alzano la mano, dicono dall'oculista.
al 99% potrebbe essere invece un problema neurologico. La neurologia è una perfetta sconosciuta, anche in patologie molto frequenti, l'ictus cerebrale per esempio, l'attacco ischemico cerebrale transitorio, tutte, anche i bambini sanno l'attacco transitorio cardiaco, il dolore precordiale che si irradia al braccio sinistro, ma pochi sanno cos'è un attacco ischemico Dottor Schiavo, cerebrale devo chiudere transitorio. purtroppo perché il tempo è tiranno. Comunque la ringrazio per aver detto quello che ha detto. Si impara sempre qualcosa, come dice lei. Ecco, nella grande famiglia si impara tanto, come ha detto lei, nell'ospedale pubblico si impara molto perché si fa squadra, quello che non si fa nel privato. Ha fatto bene a ricordarlo, dottor Schiavo, e la ringrazio, l'importanza del pubblico. Rina da Loria, vai Rina, veloce. Sì, veloce. Mirella, sì. Ho visto che hai a Tagli in studio, posso chiederle un favore? Chiedilo anche se non c'è, vai. Posso chiedere un favore a Tagli? Chiedi, dopo glielo dico, chiedi. A Tagli, io sono una pensionata statale. Prendo la reversibilità di mio marito che era un professore di Capostari e la mia da infermiera. I 19 anni, 6 mesi, un giorno. No. Mio fratello è andato in pensione. Dopo un anno ha preso l'aumento della pensione, come era scritto nel programma che avevano fatto a Roma, no. Però io in tutti questi anni io non ho mai ricevuto un aumento della pensione o di mio marito o della mia. Premessa, la mia hanno tolto metà della pensione perché ricevo non mi ricordo Mirella perché ormai ho 83 anni, capisci, delle volte sono un po' smemorata. Hanno messo a quella più alta, come si dice, che tolgono le tasse, Mirella, e la mia prendo solo la pensione solo. Non l'aggiunta, sai, metà era per la pensione. Sì, abbiamo capito, Rina. Ecco, io non ho mai ricevuto, come si dice, un aumento della pensione di reversibilità di mio marito. Allora Rina, ti rispondo io, come te ce ne sono tante, le pensioni non sono aumentate, lo diciamo tutti i giorni, anzi a tante vengono anche decurtate anche dei stipendi, delle pensioni che ricevevano prima, perché queste sono le leggi che ci sono e vengono applicate, perciò tu delle volte hai una pensione un po' più altina, delle volte hai più bassa, delle volte rimani sempre ferma conforme all'oscillazione. Ecco Rina, perciò questa è la verità purtroppo che tu hai ben descritto. Allora dottor Gorini, che appello vuole fare anche lei, come ci saluta questa cittadella della salute, cosa su lei sa qualcosa, dottor Gorini, che possiamo rispondere alle persone che ci fanno questa domanda? La conosce, l'ha vista? Sì, certo. Che impressione ha avuto, dottor Gorini? Molto meglio, anche come accoglienza, come tutto, anche come reparti, direi promossa, diciamo, no? Se vogliamo usare questo termine. Ma io non sono la persona esperta di questo. Dice lui, ma è esperto invece. Io sono esperto di quello che è il territorio e dico che nel territorio non serve costruire cattedrali, serve incentivare e aiutare chi già lavora nel territorio, perché quello che mi chiedono i medici in questo momento per poter assistere 2000 pazienti è avere una segretaria che mi smista il lavoro, avere un'infermiera che fa qualcosa che adesso faccio io impropriamente e questo mi permetterebbe di avere tempo per curare meglio i miei pazienti, e purtroppo la Regione non ci sente molto, ecco, su questo, e anche quello che è la direttiva un po' nazionale che sta andando in questa direzione sta privando un pochettino queste possibilità del medico di famiglia. Io ho 8 ore come tutte le persone del mondo, 24 ore al giorno, non è che posso lavorare 20 ore consecutivamente, faccio quello che posso fare e così abbiamo meno medici, abbiamo più pazienti, più complicati,
più malati, va bene? Ci chiedono di risparmiare, ma dopo non si possono stupire se ci sono medici che abbandonano o medici che se ne vanno prima del tempo, rimettendoci anche soldi di pensione, tanto per tornare nel discorso di prima, basta, prendo meno di pensione, non mi interessa, però vado via perché non riesco più a lavorare in questo modo. Questo purtroppo è il grosso guaio della politica che abbiamo verso la sanità, dove si cerca di risparmiare. La sanità è la prima azienda del paese e produce salute, non produce, scusate la battuta, bottoni, ok? Allora voglio dire, cosa vale avere delle persone sane? Avere persone sane, soprattutto in età lavorativa, vuol dire persone che vanno a lavorare, quindi che producono. Cioè è tutto un volano che si dovrebbe capire. Se anche al medico di famiglia viene dato del personale, che in questo momento il medico di famiglia si paga, questo personale non è una spesa impropria, perché persone che non hanno lavoro, che hanno lavoro, trovano lavoro e che pagheranno le tasse, che spenderanno, quindi è denaro che viene fatto girare nella nostra comunità. Questa è una cosa, secondo me, talmente semplice, ma qualcuno... ma ne sa che in Italia le cose semplici non forse funzionano. Troppo semplice, forse troppo dottor semplice. Brunello Gorini, anche lei che si meraviglia, lo sa che in Italia le cose semplici non si possono fare. Grazie, grazie al dottor Brunello Gorini, grazie anche a Nicola Talmi che se n'è andato perché aveva un impegno, grazie anche al dottor Ferdinando Schiavo di essere stato con noi, grazie, grazie, pubblicità. Ci licenziano, ci licenziano. Per tutto questo tempo Ma non ce lo tengo. a sorridermi, a dire l'azienda va bene, l'abbiamo comprata, e io mi domandavo ma cosa sto facendo? Ma dov'è il trucco? Perché mi sorridono, mi parlano e non mi dicono niente? Perché non c'era niente da dire. Non è possibile. E loro continuavano a dire certo, il marchio, siete i più belli, più grandi. E io li guardavo e mi domandavo adesso. Invece a un certo punto mi hanno detto signora Bianca può andare. Quando ero sulla porta mi hanno detto signora Bianca abbiamo qui preparato delle lettere per gli altri suoi colleghi dei rappresentanti del Consiglio e io l'ho letta. Oh Madonna, ma se devo dare ognuna a voi. Però vi faccio questa richiesta. Le vuoi mollare? Leggete con calma, pensate. Pensiamo. C'è scritto. C'è scritto a rinunciare a 7 minuti della pausa giornaliera prevista dal contratto di lavoro in essere con decorrenza il 1° gennaio 2016. E quindi legge tutto fino alla fine. Lasciatela leggere fino alla fine. Si chiede che la decisione sia che accolga sia che rigetti la richiesta. Cosa vuol dire? Che va bene in qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. No? Okay. Ma figurati se io dico di no. Leggi fino alla fine. Sia assunta per votazione dei componenti l'RSU e riferita all'amministratore delegato cioè dobbiamo dire se sì o se no. Hai 7 minuti di 15 minuti che di solito abbiamo di pausa. Piccoli minuti. Scusa, ma che problema c'è? Io voto sì. Io ho chiesto 7 minuti.
Ed è con noi Franco Tagliente, animatore sociale, che ringrazio veramente. Ecco, adesso lui vi spiegherà e vi introdurremo su questo teatro sociale che magari tanti non sanno neppure che c'è, anche gratuito oltretutto, è un teatro per i cittadini. E saluto anche l'onorevole Luana Zanella, gruppo Alleanza Verdi Sinistra, di essere con noi. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Onorevole, tutto bene? Grazie. Sono qui molto contenta di ritrovarvi, di ritrovarla, e confermo anche quanto ha detto Antalmi, cioè che lei è veramente molto seguita. Grazie onorevole, grazie, mi fa piacere anche averla ospite perché ci sono tanti temi che vogliamo toccare, però adesso tocchiamo il tema del sociale, teatro sociale. Cos'è la passione? Soprattutto anche una certa cultura, bisogna anche essere un po' elevati, sapere superare l'asticella per capire che è un momento dove il teatro è importante, specialmente il teatro sociale. Prego Tagliente. Ma quello che abbiamo visto è un piccolo spezzone di una performance fatta dal collettivo di teatro Forum dei cittadini, gli Egoisti, che io dirigo da molti anni. Noi ci rifacciamo alle dinamiche del teatro dell'oppresso, che è stato concepito negli anni 60 da Augusto Boal, una figura molto importante in Brasile, regista e sceneggiatore, il quale si rifà a sua volta ai concetti di Freire della coscientizzazione, quindi era una figura che sostanzialmente asserisce, affermava e afferma che è importante che le persone, la gente, il popolo possa esprimersi dopo aver preso coscienza di quelli che sono gli elementi che causano delle oppressioni, tant'è che lui scrive un testo importantissimo, si chiama La pedagogia degli oppressi. E Augusto Boal riprende il suo pensiero e concepisce questo teatro in cui gli spettatori non sono soltanto lì passivi a vedere una dinamica, ma sono coloro che intervengono dopo aver preso coscienza di quella dinamica di oppressione per proporne la trasformazione, ma non soltanto parlandone, ma agendo sul palco. Diventando protagonisti. Allora sentiamo anche, devo correre Tagliente perché il tempo è tiranno purtroppo, sentiamo anche cosa ti dice l'onorevole Luana Zanella, che se ha seguito il dibattito anche precedente con Nicola Talmi. Noi siamo veramente oppressi e depressi, nel senso che non riusciamo a capire che leggi sono state fatte in Parlamento, ecco, questa accompagnatoria che deve essere data anche quello che ha tanti soldi, siamo tutti uguali, uguale, povero, ricco. Talmi diceva anche anch'io il ticket non lo trovo giusto, che mi rimborsino, ho uno stipendio che mi permetterebbe di fare questo. Ma alla fine cosa succede in Parlamento? Ma riescono a capire i problemi delle persone onorevoli che non riescono più ad arrivare alla fine del mese nemmeno con 2 stipendi? Persone che lavorano di giorno e per strada dormono sulle strade perché non riescono a trovare una soluzione. Ma di cosa si parla? Si parla solo di guerra, di liti tra partiti, o si parla anche del popolo italiano che non ne può più? Prego onorevole. Beh, intanto io personalmente, il mio gruppo, ma cerchiamo insieme di porre questi problemi, non da adesso, ma fin dopo Covid, quando il costo dell'energia è schizzato, come è noto, ma è schizzato fornendo e procurando degli extra profitti mostruosi, si parla di 40 miliardi di euro alle compagnie che producono elettricità, che producono l'energia indispensabile, e le bollette sono schizzate. Poi ci sono stati, cosa si fa? Si fanno dei rattoppi, non si chiedono le tasse, non si tassano gli extra profitti, si chiedono i soldi perché il mercato è quello che è, e dopodiché si danno degli aiuti. Ci sono stati gli aiuti post-Covid, c'è stato il mercato, diciamo, tutelato, dopo si è sospeso tutto e adesso la gente si accorge che deve pagare bollette
per l'elettricità, per il riscaldamento, veramente mostruose. Tanto è vero che quelle persone che, per esempio, faccio un esempio, abitano nelle case popolari oppure anche hanno una piccola casa di proprietà, pagano per le spese del mantenimento della casa una somma superiore all'affitto o a quello che è il costo basico della casa stessa, e questo fa sì che ci sia un impoverimento diffuso e una caduta, a proposito anche di sanità, nella povertà energetica, nella povertà sanitaria e nella povertà estrema per tantissima gente. Questo è il problema che il governo non sa, non vuole, non so, probabilmente vuole, io riconosco anche che sicuramente il governo cercherà di risolvere i problemi, ma non ci riesce. E in effetti anche l'altro giorno che abbiamo parlato, che abbiamo affrontato le linee che il Parlamento dà alla Presidente per prendere la parola in Consiglio europeo, erano quelle che riguardavano un riarmo di 800 miliardi e che coinvolge ovviamente l'Italia in maniera pesantissima, perché noi siamo un paese che ha un grande deficit. Quindi non è che l'Europa ti regala i soldi per gli armamenti, giusto? Te li impresta a un tasso, diciamo, più controllato, ti dà la possibilità, che è una possibilità pericolosissima, di ulteriore deficit. Allora, per la salute non possiamo andare in deficit, per le RSA non possiamo andare in deficit, per dare i soldi ai comuni non possiamo andare in deficit, non possiamo assumere altri medici perché non si può andare in deficit. Però per le armi hanno trovato questa bella idea, senza neanche tenere in considerazione il fatto che bisognerebbe costruire, casomai, un esercito, una difesa unica, una politica estera unica, eccetera, eccetera, che farebbe risparmiare soldi e non invece spenderli degli altri. A me fa molta paura questa scelta, perché sembra di imboccare una strada proprio folle, una strada che ci farà sentire magari più sicuri, punto di domanda, non lo so, però certamente procurerà ulteriori pesi. Però, onorevole, mi scusi, questo è un problema che riguarda anche l'Europa, tanto è vero che lei dice un esercito unico europeo forte, ma c'è un altro problema, che è il popolo italiano, che è diverso. Allora io dovrei capire se c'è una distinzione tra quello che è il futuro anche della sicurezza del Paese e quella che è l'emergenza del Paese, che sono tanti, perché non c'è solo la sanità, c'è la cultura, c'è la scuola, c'è di tutto e di più, c'è la solitudine. Allora capisce che dico, ma perché fanno sempre un minestrone, mettono dentro tutto e non si divide? E si vede l'emergenza del territorio, qual è in questo momento? Perché allora vuol dire che non contiamo niente, che eleggiamo le persone tanto per eleggere, perché poi ognuno fa quello che vuole. Il cerino passa, io non conto niente, non mi ascoltano, chi dovrebbe ascoltare se ne frega e noi siamo noi che rimaniamo col cerino in mano. Tagliente, cosa dice lei? La cultura, ad esempio, questa cultura che è bastonata di più, dico, perché si investe pochissimo su quella che è la cultura del territorio. Poi ci lamentiamo se certi ragazzini prendono anche strade, e bisogna investire per fare cultura, fare famiglia, bisogna investire per fare famiglia. Prego, Tagliente. Augusto Boal era parlamentare. Lui utilizzava il teatro dell'oppresso per ascoltare la gente e dopo quello che emergeva come proposte trasformative delle situazioni pesanti che erano in quel paese come oggi nel nostro paese, lui le inseriva all'interno di progetti di legge. Quindi le norme non nascevano nella mente del parlamentare o di un gruppo di parlamentari o di un partito, ma nascevano ascoltando le persone. Lì diciamo che prende le mosse questa forma di teatro che è
concretamente di democrazia partecipativa, perché certamente non sono i cittadini che poi fanno la norma, ma sono i cittadini che danno un impulso a che la norma sia spiegata in un modo piuttosto che un altro. Giusy, sentiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire una cosa che l'ho detta ancora a Mirella volevo dire all'onorevole Zanella, che oggi c'è lei qui ospite, che intanto quelli che non sono andati a lavorare perché avevano figli piccoli o altri motivi e non hanno versato i contributi per la pensione prendono dai 350 a 600 euro al mese. Cioè pensa l'INPS a pagare questo, cioè noi, perché dovrebbero pensarci le nostre maestranze romane, onorevole? Invece dopo le 24 per alzata di mano si aumentano e non gli interessa nulla di noi, non interessa niente del popolo. Siamo noi che continuiamo ad aiutarli con le nostre pensioni. Questo volevo dire. È ora di finirla, onorevole. Adesso tocca a lei perché è qui, ma dico in generale, non si può andare avanti così perché abbiamo bisogno di soldi per mantenere tutta questa gente, i poveri e quelli che hanno 350 o 600 euro al mese. Non sono andati a lavorare per motivi, però stiamo qui per aiutarli. Dovete mettervi in testa anche voi che con 20.000 euro, 17, 15, quello 7, 8, 9, dovete aiutare il popolo perché stiamo lavorando per loro, noi. La ringrazio. Abbiamo sentito la riflessione di Giusy, prego onorevole. Mi sembra una riflessione molto, molto condivisibile e giusta. In effetti la Costituzione stessa prevede, e anche in buon senso credo, che chi ha di più deve pagare di più e addirittura in modo progressivo. E quindi se tutti pagassero le tasse come doveroso ci sarebbe un gruzzolo importante per essere anche solidali, perché il ragionamento delle persone, e purtroppo succede anche adesso, ci sono molte donne che nel momento in cui hanno un figlio e soprattutto il secondo figlio non vanno più a lavorare. Ma queste non è che stanno a casa e non fanno niente e vanno a passeggiare. Il lavoro domestico, soprattutto se si ha figli, e non parliamo se si hanno dei figli anche con dei problemi, magari con qualche disabilità, grave o meno grave, è enorme e noi ce ne accorgiamo quando dobbiamo farvi fronte pagando per esempio gli asili, pagando per esempio le collaboratrici domestiche, eccetera. Quindi io faccio parte di una generazione che pensava che il lavoro domestico dovesse essere retribuito addirittura, capito? Perché adesso, tra l'altro, le donne scelgono di non fare più figli, soprattutto le giovani, aspettano 30, altro che 30, addirittura i 40 anni per fare il primo figlio, ma non sarà mica possibile organizzare una società così che addirittura non riesce a riprodursi, ha capito? E quindi io sono d'accordo con lei, bisogna pensare in maniera anche molto razionale. L'INPS giustamente deve avere gli input, ma se c'è l'evasione fiscale, se c'è l'evasione contributiva, se c'è un'economia importantissima che sfugge alla tassazione, come si fa? Non si può. Abbiamo Giulia da Venezia, onorevole, poi continuiamo. Vai Giulia. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, anche i tuoi ospiti che hai là. Sì, chiamavo anche perché volevo salutarti, Mirella. Mi hai sentita fino adesso? Sì, bene Giulia. Sì. Volevo salutarti tanto perché, Mirella, sto ancora facendo le terapie, sai. Mirella, ho un danno molto grande perché ho una vertebra schiacciata, la L3, e poi ho
quella delle ossa, la osteoporosi in fase rossa, Mirella, mi hanno detto anche che devo chiedere una invalidità. E allora io, Mirella, volevo dire, visto che hai anche la senatrice, cos'è l'onorevole Zanella, Luana Zanella. Sì, e volevo dire che a noi, Mirella, a casa ci sbalordiamo che tirino fuori tutti quei soldi per gli armamenti, e per noi, Mirella, guarda, io sono stata vista dopo 40 giorni dal dottore, e sì che pensa te che danno ho avuto, perché avevo 2 fratture senza cadere e mi curavano per un'altra cosa, la lombosaltalgia. Adesso sto facendo delle terapie, la linfa, che mi costa 30 euro un giorno sì e un giorno no. E dove andiamo a finire noi, Mirella? Perché avevo un risparmio e me lo sono dovuto pagare per le terapie, perché se no, Mirella, io non riesco a stare in piedi, cammino con un bastone da novembre. E allora non potrebbero fare qualcosa anche per quelli che hanno bisogno di queste terapie? Non fanno niente, Mirella. E adesso non lo so, perché qua sono cose dell'altro mondo. Anche l'altro giorno vedere quei 4 marionette là, che la presidente rideva, quell'altro masticava il chewing gum, e poi, ma io non ho mai visto una baraonda del genere, Mirella, che si dovrebbero prendere cura di noi, non delle armi. Grazie cara Giulia, un grande abbraccio, mi ha fatto molto piacere sentirti, dai, sei una guerriera, continua a combattere, però quello che dici è veramente incredibile, come siamo andati in basso e cosa deve pagare la persona diversamente giovane con qualche acciacco, veramente una cosa incredibile. Poi diamo la reversibilità doppia ai politici, anche qua Zanella sarebbe tutto da discutere, perché si parla, ma bisogna che cominciate anche ad agire e veramente fare qualcosa per questo popolo italiano che veramente ormai non ce la fa più. 6 milioni di poveri fanno pensare. Tagliente, so che voleva aggiungere qualcosa. L'onorevole Zanella ha fatto riferimento al tema della progressività. Ora, il concetto di progressività che è prescritto dalla Costituzione, progressività delle imposte, è applicato per quanto riguarda le imposte sul reddito delle persone fisiche, ma non è applicato sul reddito delle persone giuridiche. Cioè sostanzialmente le società pagano una percentuale sul reddito, di imposte sul reddito, che è sempre fissa a prescindere, no? Quindi non si applica la progressività. Quindi, tanto per dire, quel concetto degli extra profitti è un concetto che non si riesce poi a concretizzare perché non c'è una norma di supporto, e basterebbe che fosse modificata la tipologia di imposta rendendola progressiva, ma una progressione che si dovrebbe calcolare sulla base del reddito che viene conseguito dalla società rapportato al capitale investito. Quindi in buona sostanza le società che guadagnano di più, e in questi ultimi anni abbiamo visto uno scempio sotto questo profilo, quindi un divario enorme fra queste ricchezze e la povertà, verrebbero chiamate a pagare delle imposte in misura molto superiore all'attuale, senza dover ricorrere a questa tassazione dell'extra profitto che non si è ben capito come dovrebbe essere calcolata, no? Luana Zanella come risponde a Tagliente che dice ma come mai non si fa, si potrebbe fare ma abbiamo bisogno di una norma per fare questo? Ma non solo, chiedo scusa, non solo, ma il concetto di progressività andrebbe applicato anche per quanto riguarda la sanità, per esempio come forma di pagamento del ticket differenziato sulla base dell'ISEE. Oggi il ticket lo pagano in ugual misura sia le persone che hanno un reddito bassissimo sia le persone che hanno un reddito molto elevato. Quindi basterebbe che l'ISEE fosse commisurato all'entità del reddito misurato come ISEE. Anche l'ISEE va rivisto, a mio avviso. Onorevole Zanella, la prego, prenda in considerazione quello che sente questa mattina, così non possiamo più andare avanti. Il volontariato che deve pagare per fare il volontario e girare col commercialista è pazzesco.
pazzesco e vergognoso, questo lo dico tutte le mattine, è pazzesco e vergognoso quello che è successo col mondo del volontariato che ha aiutato la politica anche in momenti drammatici come la pandemia. Prego, onorevole. Sono d'accordo con lei fino in fondo. Beh, innanzitutto il problema della signora Giulia, siamo partiti da lì, e purtroppo ci sono persone che o non si curano ormai, oppure addirittura si indebitano per curarsi o fanno, diciamo, ricorso ai risparmi che magari hanno cercato di mettere da parte proprio per le evenienze, per i figli, insomma quello a cui serve il risparmio. Per quanto riguarda il discorso degli extra profitti, qui siamo in un ambito in cui il governo, potendo, avrebbe benissimo potuto intervenire, perché bastava che avesse fatto un decreto legge come ne ha fatti infatti hanno tentato di farlo con le banche, però dopo sono tornati indietro, perché il potere di queste lobby è enorme. Basta pensare a l'ENI, è praticamente la politica industriale per quanto riguarda l'energia di questo governo viene fatto dall'ENI, c'è poco da fare. E il ragionamento che condivido per quanto riguarda i profitti non è valido, secondo me, per gli extra profitti che dovevano essere tutti redistribuiti, vero? Scusate, dovevano essere tutti redistribuiti al popolo, insomma, a quelli cioè che hanno pagato questo surplus di costi, vero? Dovuti alla mera speculazione, quindi non è che lì sia stato un reddito dovuto a una qualche abilità, vero, dell'industria, della company di turno, dell'impresa energetica, no, è stato dovuto alla speculazione e quindi un prezzo che ha avuto l'energia che non aveva ma onorevole Zanella, noi stiamo parlando di persone che lavorano e che dormono per strada e stiamo parlando di case di comunità che sono vuote perché non c'è il personale da mettere dentro e abbiamo questa realtà e poi tutto ci spostiamo invece su realtà incredibilmente ricche, banche partecipate, chi ne ha più ne metta, che non sentono perché non vogliono ascoltare, perché per loro il business è un'altra cosa, il business si fa sul cittadino che paga continuamente e non ha servizi perché i soldi vengono dirottati su cose che non servono. Questa è la realtà. Abbiamo parlato prima una telefonata di un ospedale chiuso che si paga ancora 400.000 euro di acqua, è chiuso da anni perché le cose vengono fuori. Allora io dico anche, ma l'opposizione le sa queste cose, interviene, ma come il cittadino chiama e dice guarda Mirella che sul telegiornale hanno detto che c'è questo ospedale che non funziona, chiuso da anni e continuiamo a pagare le bollette. So anch'io che non risolviamo il problema, ma ne parliamo, vediamo se è vero, funziona proprio così. Prego onorevole. Guardi, io invito lei e anche i cittadini e le cittadine, chi ci ascolta, magari a vedere su internet, ormai si trova No, io voglio sentire da lei, perché tanti non riescono neanche a collegarsi su internet. Meglio che ce lo spieghi a voce, vi invito per quello. Io lo spiego a voce, però ovviamente in pochi minuti. Lei lo spieghi a voce, onorevole. Posso dare conto di tutta la mia attività. Io sono all'opposizione e noi, proprio noi di Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo posto per primi il problema della povertà sanitaria, della povertà estrema e della povertà dovuta a questi impazzimenti dei prezzi, perché noi abbiamo avuto un'inflazione, di questo si parla troppo poco, reale, che non è stata assolutamente compensata, lo diceva prima anche una signora al telefono, da un aumento dei redditi, sia dei salari che degli stipendi, per non parlare delle pensioni. Per cui anche la classe media, che una volta era un po', diciamo, più favorita da questo punto di vista,
è piombata, insomma, in poche parole, se a uno che ha una pensione anche di più di 1.000 euro gli capita una malattia, piomba nella povertà, proprio perché non c'è un sistema pubblico, un servizio pubblico sanitario in grado di dare risposte. Allora noi dell'opposizione abbiamo fatto risoluzioni, siamo intervenuti in aula, abbiamo fatto manifestazioni assieme ai sindacati, assieme alle associazioni delle persone malate, eccetera, eccetera, proprio per rivendicare una svolta. Ma i soldi che sono stati previsti anche in bilancio vanno più al settore privato che al settore pubblico. Lo diceva prima anche il neurologo che è intervenuto. È questo il problema. Non si crede nel pubblico. E i cittadini ovviamente diffidano sempre di più anche di queste strutture. L'abbiamo visto, sembra che non si possano fare le case di comunità, ma le case di comunità sono state finanziate da miliardi anzi, di PNRR, no? E allora se non si riesce neanche a farle funzionare, ma siamo alla follia. Siamo alla follia. Pensi noi onorevole, pensi noi quei poveri cristi che vivono con 500-600 euro, 1.000 euro di pensione perché gli stipendi non aumentano mai. Tagliente, cosa vuole dire? Come commenta questa situazione drammatica? Perché chi sta bene non lo sente, la pancia piena e non ha problemi, ma quelli che sono a casa che non ce la fanno a curarsi, a mangiare, a sopravvivere, a trovare una casa. Prego Tagliente. Scusi onorevole, ma ormai il tempo stringe, prego. All'origine credo che ci sia questa malintesa strada che viene percorsa per andare al governo. I partiti si propongono sempre in una logica di governo, vanno al governo però formando sempre dei governi di coalizione. E questi governi di coalizione mettono in campo pensieri, opinioni che sono a volte conflittuali e quindi in realtà le norme che vengono varate sono delle norme che rispondono a questi compromessi, non affrontano in maniera radicale. Faccio un esempio, prima parlavo di una imposta progressiva sulle persone giuridiche, no? È un'imposta molto semplice, non occorre chissà che cosa per vararla, però lei si rende conto che questa è una norma che va contro a coloro che vengono definiti i poteri forti. In realtà i poteri forti sono molto più in alto rispetto alle nostre società, ma comunque la struttura capitalistica che sorregge la nostra società privilegia quei governi che ammiccano a tutti coloro che acquisiscono dei redditi elevati e non sono disponibili a tassarli adeguatamente. Ecco che la disparità tra ricchi e poveri aumenta. Allora, all'origine quindi la questione è che almeno negli ultimi decenni nessun partito ha mai avuto il coraggio di affermare la sua strategia non pensando alle elezioni prossime a venire, ma semmai a quelle della volta successiva, cioè facendo un investimento nel parlare ai cittadini un linguaggio onesto, un linguaggio che è questo: bisogna fare dei sacrifici finalizzati ad un obiettivo che è nel vantaggio comune, e invece in realtà poi i sacrifici si moltiplicano ma il vantaggio comune non arriva. Però noi facciamo il sacrificio, ci mettiamo dalla parte del mondo del volontariato che il 13 aprile si incontrerà, ecco, vediamo anche la locandina con Tagliente che farà da animatore con questo teatro dei cittadini. Cosa succederà, Tagliente, il 13 aprile a Silea con il villaggio delle associazioni? Ma avremo le associazioni che prenderanno consapevolezza dell'esistenza del teatro di cittadini, Teatro Forum, che è a loro disposizione perché ciascuno di loro possa utilizzarlo per mettersi in relazione, per comunicare con le persone che vogliono raggiungere, per far conoscere la loro realtà, le problematiche, per ascoltare la voce della gente, per trovare anche sostegno alle loro iniziative, anche perché poi alla fine
fine, gira, la gran parte delle associazioni hanno un problema di sopravvivenza economica. Sentiamo come ci saluta l'onorevole Luana Zanella, Verdi Sinistra. Prego, onorevole. Bene, io saluto voi e soprattutto mi sembra un'iniziativa bellissima, perché se si comincia dal basso anche a costruire un'altra forma mentis, direi, e a elaborare proposte per noi, io sono ben contenta di assumerle e me lo posso anche e lo posso dire anche qui in diretta, sono a disposizione. Più input ho di buon senso, elaborati o anche meno elaborati, per me meglio è. Grazie, le manderemo l'invito velocissimo. Cosa vuole dire l'onorevole? Onorevole, la prendo in parola perché non mancherà occasione, perché io attraverso la Mirella le possa far arrivare i risultati di sessioni, di performance di teatro dei cittadini, di modo che lei possa cogliere da questo delle ipotetiche disegni di legge. Ce ne sono almeno un paio, cui prima ha fatto riferimento, che lei potrebbe già prendere in considerazione, che riguardano un diverso ammontare di ticket rapportato all'ammontare dell'ISEE e una progressività anche nelle imposte sulle persone giuridiche. Grazie a Franco Tagliente, arriverà all'onorevole questa importante anche proposta di Tagliente. Grazie onorevole Zanella, l'aspettiamo il 13, le arriverà l'invito, buona giornata e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto con cozze e pistacchi. Il pistacchio è originario di una vasta zona dell'Asia Minore, Siria e Turkestan. In Italia viene coltivato quasi esclusivamente in Sicilia. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di riso Carnaroli, 30 grammi di riso Venere, 4 cozze, alcuni pistacchi, 40 grammi di parmigiano reggiano, 1 decilitro di olio extravergine di oliva, vino bianco, brodo di pollo, uno scalogno, sale, pepe. In una pentola fate appassire lo scalogno tritato con un poco di olio. Unite il riso Carnaroli e fatelo tostare. Sfumate quindi con il vino bianco. Portate a cottura aggiungendo poco alla volta il brodo. Nel frattempo lessate separatamente il riso Venere. Scolatelo e fuori dal fuoco aggiungetelo al Carnaroli cotto. Mantecate con l'olio e il parmigiano reggiano. Aggiustate di sale e insaporite con il pepe. Mettete il riso nei piatti, decorate ciascun piatto con una cozza aperta, spolverate con i pistacchi tritati ed infine versate su ciascuno un po' dell'olio nel quale avrete aperto le cozze. Nota bene, aprite le cozze in una padella con un po' di olio e uno spicchio d'aglio a fuoco vivace, con coperchio per qualche minuto. Servite e buon appetito!